Allora, amici bellini, boh, spero di ricordare come si fanno le live, non si può fare che è proprio veramente una roba. Partire nessuno. Sicuro, sono sicuro. Bravo, Fazzoletto. Esatto, bravo Gianfranco. Sicuramente tutti quanti, sei in ritardo, ma io un momento. Cioè, dovete anche darmi il canzo, ho detto. Si dice canzo. Allora, mamma mia. Ce l'abbiamo fatta, 3 punti. Chissà se l'Inter vive C'è con la della live stessa... in questo supporto. Bravo Nicola, bravo, hai ragione. Dopo 7 anni, quindi non è una vittoria banale, soffrendo senza dubbio, hai ragione a dirlo, perché dopo un primo tempo dove tutto sembrava tutto a posto, dove quelli... È incredibile come siamo riusciti a farli rientrare in gara, poi va analizzata bene, iscrivetevi al canale, analisi tattica, ma anche la reaction vi dovete vedere, la reaction sarà molto molto entusiasmante, credo. Tutto rosso, ma è la telecamera, non ci fate caso. Allora, sì, veniamo a leggere i vostri messaggi. Ringrazio Nicola. Si è bloccata la digestione. Un cardiologo, Ocor, Anime Core. Il Milan è un vero mistero, ma non è veramente, non è proprio un mistero. E quando le cose non funzionano, il Milan sta vivendo quella stagione più o meno come Peppe Di Palma, che resta nel gruppo Telegram, che vive quella stagione che più o meno abbiamo vissuto noi, perché caos in società, poi cambiano un allenatore, insomma hanno i giocatori e si vede che possono risolverti la partita in qualsiasi momento, ma c'è caos, non c'è... E poi prendo come esempio Teo Hernandez, che è un giocatore di livello internazionale, però sembra che si scocci, sembra proprio che si annoi a cercare a velocizzare la manovra, insomma così. Poi tecnicamente se si mettono a giocare a calcio te la possono fare sempre. Allora, vi abbraccio. 541 esatto. La questione dei moduli, ragazzi, è interessante. Io faccio sempre parlare le posizioni medie, perché così. Però abbiamo ascoltato quello che chiedeva Conte quando poi c'è stato l'infortunio di Lobotka, entra Juan Jesus e lì Conte chiede di mettersi a 5, 5-4-1. Poi dopo deve pure ribadire, ho detto 5, non ho detto 6, forse riferendosi a Mazzocchi che si stava abbassando un pochino di più, perché tu il 5-4-1 lo puoi fare sempre tenendoti alto e non abbassandoti completamente. Quindi il discorso dei moduli lo affronteremo. Ho sentito la qualunque in questi giorni, sono state 2 settimane lunghissime, ma il Napoli con Neres torna al 4-3-3, però sarà interessante vederlo nello specifico, perché comunque Gilmour nel primo tempo fa il McTominay, si mette lì perché risulta anche in avanti, quindi fa la mezzala sinistra anche in attacco. Nel secondo tempo si abbassa molto di più, è molto più doppio play, quindi andranno viste le posizioni medie. Commento controcorrente, il primo tempo ne potevi fare 5, invece ti chiami Antonio Conte e abbassi la linea sulla linea della porta. Analisi sbagliata, analisi che va approfondita. Ne potevi fare 5, sì, però... Allora, io parto sempre dall'analisi facile. L'analisi facile è: il portiere loro è il migliore in campo. Se il portiere loro è il migliore in campo, leggasi Radu per esempio col Venezia, di base io devo essere soddisfatto di quello che ha fatto la squadra. Se Maignan non è il migliore in campo, vuol dire che il Napoli qualcosa in più lo doveva fare. Però
Se tu hai fatto 2 gol e stai in gestione, devi mantenere la calma. Il fatto di abbassarsi, c'è sempre la doppia visione, cioè sei tu che ti sei abbassato e hai invitato il Milan, perché non ti sei abbassato nel primo tempo. Nel primo tempo tranquillamente stavi continuando. Signori, nell'analisi io vi dico sempre questo: il Napoli parte forte, il Napoli vuole farne 1 o 2, ma a quanto pare lo diceva Spalletti, devi fare anche il terzo, altrimenti mai stai tranquillo, perché te ne fanno uno e succede il panico generale. Però stiamo sempre là, e forse la consapevolezza che tu tutta la partita non reggi all'attacco e ti esponi troppo, io penso che questo sia un'analisi sempliciotta, che però è quella che immagino a livello di intuizione. Andiamo avanti. La prossima volta voglio sentire sia... bravo Fabio, sì. Quel racconto è un po' sterile, un po'... Si vede che è viziato o dal fatto che le partite non ve le guardate, o dal fatto che sono sempre analisi superficiali. Noi, guardando dentro e fuori le cose del Napoli, sappiamo, se tu ti ritrovi uno che non guarda il Napoli, no? E che non ha seguito il Camerun e l'infortunio e le cose, dici vabbè, ci sta, hai scelto Gilmour al posto di McTominay. E la riflessione è che tu hai messo Anghissà comunque a mezzo servizio pur di non mettere Billing. Vuol dire che tu di Billing non ti fidi tanto. E quando nelle analisi che Billing fa quel gol con l'Inter, dice ma Billing è forte, Billing è la panchina del Napoli. E no, è un'analisi superficiale, perché poi uno può avere un'opinione qualsiasi dei giocatori, ma tu devi vedere cosa ne pensa il mister, perché se il mister ne pensa, e allora tu sai di avere una panchina. Ma se il mister non ne pensa e tu tra i panchinari disponibili consideri Okafor, consideri Ngong, perché Ngong purtroppo l'analisi profonda la possiamo fare noi. Allora, io vi bacio, vi abbraccio. Molti non sapevano della live, ma siamo già quasi in 500, quindi dovete lasciare i like. Dobbiamo arrivare ai like necessari per smuovere di nuovo l'algoritmo, ragazzi, perché sapete che sono state 2 settimane difficili per me. Io vi ringrazio del supporto. Tardiva la sostituzione di Simeone, da un po' Lukaku era l'ombra dei centrali. Per tutta la vostra... Nicola, ma grazie mille. Arriveremo mai a fine stagione in questo modo? La pressione sanguigna altissima. Non si può giocare un tempo solo. Comunque forza Napoli. Forza Napoli, Nicola, ti dico sempre. Ti ringrazio per il supporto, anche alternativo. Poi vi farò sapere una cosa, perché sto studiando, perché dobbiamo stare in campana. Dobbiamo stare in campana sempre sulle piattaforme. Però sì, un tempo, più di un tempo, non proprio un tempo, un po' meno di un tempo. E adesso vediamo anche l'attack momentum. Beh, in effetti sì, meno di un tempo. C'è della live in questo supporto. Il Milan si era fatto sotto anche alla fine del primo tempo, Questo lo dobbiamo tenere presente. E ringrazio anche Tore Falanga, come sempre, Gilmour, tanto cuore, Gilmour, diciamo. Tu che stai lì a Londra, lo chiami, come lo chiami? Lo chiederei a te, se ha ragione Conte o abbiamo ragione tutti quanti noi. Anghissà entra in ciabatte, mette gli scarpini per un po', poi le ciabatte. Duriamo 60 minuti, adoro i centrali, alla buongiorno. Sì, io Anghissà non mi sento di dire niente oggi, perché ho la consapevolezza che avrà stretto i denti e che avrà dato anche quello che non aveva. Credo che gli sia stato chiesto uno sforzo di mantenere la partita a prescindere dalle sue condizioni. Quindi sì, poi lo sappiamo che è un diesel, quindi Anghissà, se sta bene, parte in un certo modo e va in crescendo nel finale. Se non ce l'ha, non ce l'ha. E quindi vedi, al 65esimo arriva, perché stava sparendo Anghissà. Arriva l'ingresso di Billing, che non entra purtroppo benissimo. Poi sul rigore ne possiamo discutere. Per fortuna si levano tutte le polemiche da mezzo, perché Meret lo para. Però sarebbe stato... se ne può discutere, la si è insozzata la partita, Perché io... Lo sentirete in reaction, a primo acchitto mi sembra fallo netto di Billing, perché è l'atteggiamento di Billing nel rincorrere l'avversario che è un po' troppo blando, è un po' troppo all'Anghissà in ciabatte.
Mentre poi si vede dall'altra inquadratura che è proprio Teo che gli mette la gamba in mezzo e vabbè. Per fortuna non è stato quello il problema. Ciao Joe! Un abbraccione a te. Conte diffidato, bravo, dove sta? Eccolo qua. Non sarà in panchina col Bologna, esattamente. Qua ritorniamo al discorso dei due pesi e due misure. Insomma, c'è gente che si fa tutta la fascia avanti e indietro, fuori dall'area tecnica e non c'è problema. Pure è stato espulso Inzaghi, dopo parecchie giornate dove faceva quello che vuole. Ma insomma, è arrivata la munizione anche per Conte e sappiamo quanto Conte è importante. Conte è sposta in panchina, ragazzi. È una defezione importante, oltre alle altre che abbiamo. Messocchi con la Mazzocchi, immagino, grande dribbling col mancato, che manicomio. Mi sono perso il commento memorabellino dell'amico Mirko. Torno indietro per vedere se lo trovo, caro Fabio. Torno indietro, torno un po' indietro, torno sempre più indietro. C'è Angela Torre, solo 190 like. Fatelo per Angela Torre. Mirko, che ho ritrovato Mirko. Ma io poi posso anche scrivere Mirko. Potrebbe essere una cosa, magari distruggo tutto la cosa. Mirko, grazie Fabio, Mirko. Però Billing non è entrato bene, di testa non ne ha presa una. Questo è il commento memorabellino, esattamente. Soffrire è l'unica cosa che conta. Yes. Veramente un commento memorabellino. Andiamo. Scott Serrutto no, influenza ci hanno fatto sapere, caro Vincenzo, febbre, influenza, insomma una roba dell'ultimo minuto che l'aveva spedito direttamente in tribuna, non si poteva nemmeno portare in panchina a quanto pare, evidentemente debilitatissimo, quindi le defezioni sono aumentate. Noi abbiamo fatto tutta una serie di ipotesi di formazione, ipotizzando Neres in campo, senza Neres in campo. Avevamo escluso Anghissà da quello che ci aveva detto, però a maggior ragione se poi ti salta McTominay probabilmente Anghissà non doveva essere della partita e ti potevi giocare ancora Gilmour in quella zona, e invece quando ti salta McTominay Anghissà deve stringere i denti. Ecco perché sarò un pochino più morbido con il giudizio su Anghissà. Il risultato è l'unica cosa che non conta. Secondo tempo peggiore della stagione, schiacciati in aria per 40 minuti. Speriamo cambi la musica. Sì, il bello di non essere risulta tristi per forza, nel senso che è arrivata la vittoria e uno dice allora tutto a posto, abbiamo risolto tutti i problemi, e invece no, noi lo sappiamo che non è così. Però è buono in maniera fredda, quando l'Atalanta scivola, gli hai fatto tre C'è della punti live in sopra. questo supporto. Neres non potrà mai giocare a destra. Caro Daniele, sempre grazie anche a te per il tuo supporto. Non con questo Politano, perché il Politano anche che non segna, che fa pochi assist, che insomma il tifoso vorrebbe qualcosa in più da un attaccante esterno, insomma un po' più di vivacità eccetera eccetera. Oggi invece l'ha tenuta la vivacità ed è riuscito anche a segnare, qui con questo Politano Neres a destra non lo vedrai mai. Neres a sinistra è un po' adattato, qualcosina te la fa vedere. Lo abbiamo visto fare grandi cose sia a sinistra che a destra Neres, e Neres è uno che dovrebbe essere lasciato il più libero possibile di andarsi a prendere la posizione, di scompaginare. Accetto anche un Neres a sinistra purché ci sia, perché ti dà una soluzione e ti mette un pochino in apprensione gli avversari. Voi ve ne sarete accorti, insomma noi dobbiamo essere onesti nell'analisi anche degli avversari. Quando non c'è Leao, e lo sapete la mia storia con Leao, ti senti un po' più tranquillo, sì, perché poi quando entra Leao l'aria diventa frizzante e si vede che con un drop of the shoulder ti butta a terra anche uno come Lobotka, che non cade di solito. Quando entra Leao la differenza si sente, ed è questo, quando tu vendi un Kvara e non gli dai un sostituto, c'è questo follia. hai fatto. Domenico, grazie mille, gentilissimo, generosissimo, anche senza messaggio. Se hai un messaggio per favore scrivimelo che te lo leggo volentieri. Grazie infinite ragazzi per il supporto.
anche solo invertire le ali momentaneamente per togliere i riferimenti sarebbe un'idea. Angelo, lo abbiamo fatto mezza volta, è successo anche oggi, lo facciamo poco, secondo me sarebbe bello farlo di più. Però è successo, un Politano è andato a sinistra e anche un Neres è andato a destra a un certo punto, ma non li invertiamo nel senso che uno va e l'altro torna dall'altra parte, lo facciamo per sovraccaricare la fascia e quindi creare un vantaggio anche numerico a turno su una delle fasce. Si dovrebbe fare di più probabilmente. Allora, Conte ritarda sempre i cambi, ha ragione o torto, negli ultimi 20 è ovvio andare in difficoltà a centrocampo e fascia, l'ingresso di Leao ha esaltato una pressione del Milan del primo tempo inesistente. E sì, ne stavamo parlando, dell'impatto di Leao. Emanuele, è partito un gran toccasana, ti ha fatto cagare la partita. Io ho un po' di mal di gola, ho aspettato che la golia facesse effetto prima del vocale. Adesso arriveremo anche ai vocali, facciamo sempre, come sapete, una mezz'ora di raffica di messaggi. E c'è anche Polli, quindi i like per Polli anche. Inter richiama 2-1, Napoli risponde 2-1 e lo vedrete nella reaction come io chiamo questo paragone, perché anche l'Inter nel secondo tempo, dopo che insomma stava in completo controllo e dominio della gara, anche loro hanno sofferto un pochino. Sommer è stato chiamato a un paio di parate non banali. Soletta ha fatto un gol bellissimo e l'Udinese si stava rimettendo in carreggiata. L'Inter il gol lo subisce perché io comunque C'è della Sommer live ho in questo attaccato. supporto. E però la portano a casa e allora uno da tifoso che non c'è dice però l'Inter in qualche modo la porta sempre a casa. Anche il Napoli in qualche modo questa volta la porta a casa. E ringrazio anche Claudia. Questo contributo è per la raccolta fondi, visite mediche cardiologiche per noi tifosi. Voi in Italia, io in America non me lo posso proprio permettere, nonostante tutto il vostro supporto, quindi devo stare bene, devo stare assolutamente bene, altrimenti mi conviene pagare un aereo piuttosto che fare la cosa così. Grazie infinite. Pardo indossava la sciarpa rossonera, lo chiedo a voi perché non ho potuto ascoltare Pardo, ne ho ascoltato un altro che pure aveva la sciarpa rossonera, non cambiava niente. C'è della live in Su questo supporto. Paramount. I cambi non sono solo tardivi, ma mettere insieme tre giocatori nuovi non ha dato mai in Napoli in questo risultati positivi. Enrico sì, e fa il paio un po' con il discorso della Coppa Italia, quando li hai cambiati tutti ovviamente si perdono equilibri, distanze e cose varie, ma sei stato anche un po' costretto, perché evidentemente quelli che erano in campo erano al limite. Noi la chiamiamo sosta delle nazionali, ma è gente che ha viaggiato, che ha giocato, quindi sei stato un po' costretto anche dai problemi fisici. E ringrazio anche, perché l'avevo visto, Luigi: quando ci pressano alti andiamo nel pallone, iniziamo a subire, poi iniziano a uscire fuori i famosi fazzoletti. A te tanto cari, trovo caro Luigi, sì. C'è della live in questo supporto. Perché gli abbiamo lasciato un pochino il pallino. Nel primo tempo leggevo nel gruppo Telegram che mi si chiedeva dove sono i dati, mi pare fosse Maurizio, i dati del possesso palla. E avevo anche io l'impressione che il Napoli avesse avuto un grande possesso palla rispetto al Milan nel primo tempo, ma non è così. Il Napoli aveva semplicemente il 51% di possesso palla e il Napoli chiude con il 52%. Quindi nel secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, paradossalmente, sul possesso palla. Però sì, vedi che loro chiudono con un XG molto più alto del nostro, ovviamente viziato dal rigore, che ha un XG alto, lo sapete, e poi ci sono state un po' di parate di Meret, che le andiamo poi a vedere. Line up, se poi andiamo a vedere le posizioni medie che già sono previste, prevedibili, sì, rivediamo il Neres isolato, rivediamo il terzino, proprio il 4-4. Il 4-3-3 classico con Gilmour che però
non è ovviamente, perché oltre al modulo voi dovete vedere sempre le caratteristiche. Se hai McTominay in quella zona è un conto, se hai Gilmour ne è ovviamente un altro. Ancora ti confermo che qualsiasi anglosassone pronuncia Gilmour, senza la R, con la R muta ovviamente, come more, in inglese british si pronuncia mo. Chi lo sa perché conta avviato su un grip cugino. Un apritaggio assolutamente di parte. Buongiorno migliore in campo, Neres è un fulmine. Frate, buonasera. Ottimi 3 punti, ma l'arbitro ma che vai a dice ogni volta è chest. Sì, e devi dire che mi era anche piaciuto nel primo tempo. Poi l'ha insozzata, Sozza purtroppo nel finale, l'ha resa un po' più sporca la partita. Però non mi meraviglia, se permettete. Se permettete, allora, assodato del commento di Paraman dello stesso di Fupo, che se c'è l'hai sentito pure tu. No, è veramente assurdo. Che poi anche sul gol di Lukaku, no? Ringrazio anche Antonio. Grazie mille Antonio, questo è tutto supporto. No, il gol di Lukaku, come l'ha presa male Lukaku, come l'ha tirata malissimo, bla bla bla, eccetera, eccetera. Non l'hai ascoltata la canzone? Messico 86, si sa che non segni se la prendi troppo bene, alle volte non segni, devi spendere un fallo e se la tiri male. Sì, non è stata bellissima. Meret, esatto. Sì, meno male. News Lobo, vediamo se qualcuno me le farà sapere. Si manteneva, gli toccavano i muscoli dell'interno coscia, ho visto, insomma, ho sperato fossero crampi, però non voglio dirvi cose, insomma, che ne so, vi dico una distrazione, un'elongazione del muscolo, non lo posso sapere, non ne ho idea, però per mollare Lobo vuol dire che qualcosa c'era e quindi monitoriamo, perché a questo punto tu devi recuperare, la speranza è quella, è che l'influenza la smaltisci, non starai al meglio ma rientra McTominay, metti Gilmour al centro del villaggio, gli fai fare il play e speriamo che anche abbia recuperato al 100%, insomma, per la prossima partita col Bologna, che corrono come i pazzi. Assist di Gilmour assurdo. Perché sto ragazzo sta giocando solo mo? Perché hai McTominay, amico mio. Lo sai, tu, perché lo so, tu fai analisi, quindi lo sai perché. Quello che chiedo e che chiediamo sempre e che si può fare un po' di più, è un po' più di minutaggio nei C'è finali, della live in questo finali. supporto. Ma quando hai McTominay, quando hai Lobotka e quando hai quell'Anghissà che stava diventando così impattante anche a livello di gol, è normale che Gilmour ha pochi minuti. Poi lui ce l'ha, poi è uno di quelli di cui Conte si fida e Conte era dispiaciuto che non giocasse abbastanza perché lo meritava, sicuramente. Ti aggiungo una cosa positiva su Gilmour, è una riflessione che facevo in reaction. Magari io l'ho gridato tira, perché in quella zona tu tiri, e probabilmente un McTominay avrebbe tirato. E invece Gilmour in quel momento ha avuto la lucidità, forse nelle sue corde c'è più il passaggio rispetto al tiro, di vedere Lukaku libero e per fortuna fa un errore Walker importante, perché scivola troppo e lo mantiene in gioco, perché là sarebbe stato fuori gioco di Lukaku. Però paradossalmente con un McTominay in campo magari quell'assist non sarebbe arrivato. Abbiamo la controprova? Non ce l'abbiamo. Il colpo Osil, palla colpita sopra per farla rimbalzare. Guarda, dal secondo replay posso anche andare a fantasticare che l'abbia fatto di proposito. Sono giocatori di calcio di livello internazionale, possono anche pensarli questi colpi. Non lo so, non te lo posso dire se l'ha fatto di proposito, però Osil era uno di quelli che si vedeva che lo sceglieva, ne ha parlato anche. Proprio di schiacciarla a terra, è come nel biliardo, tu schiacci la palla e la fai rimbalzare in modo tale che metti fuori tempo il portiere perché si aspetta un'altra traiettoria così, e non salta e non è mai abbastanza potente da andare sopra la traversa, quindi molto spesso quando o per volontà
o per errore la prendi male e la schiacci troppo, nascono queste palombelle poi imprendibili, che meno male, c'è sempre meglio. Quindi bene così. Lobo, grossa perdita, non abbiamo sostituito all'altezza, ne stavamo proprio parlando. E Gilmour, ragazzi, fidatevi di Gilmour così. Lo sappiamo che non è la stessa cosa perché fa un lavoro Lobotka, ha un'esperienza, una pulizia. Oggi ha fatto una partita sontuosa nel primo tempo di pulizia dei palloni, eccetera, eccetera. Gilmour aveva cominciato bene, poi ha sbagliato un paio di palle che secondo me l'ha mandato fuori fase, che secondo me dopo quei 2 errori si è abbassato un pochino troppo, forse distinto, C'è della live in questo più supporto. conservativi, direi. Grazie Mirko. Bello, sempre commento, doppio commento memorabilino, perché anche questo lo è. Proud to be Bellino, un'offerta per la prima pietra. Ho lasciato il video per quanto riguarda, perché oggi è uscita tutta la roba di De Laurentiis, che ha continuato a parlare di stadio, ha continuato a parlare di centro sportivo. L'ho fatto perché quel video fa storico, è un video che vi potete guardare oggi, stanotte, ve lo potete recuperare tra una settimana, ce lo possiamo vedere l'anno prossimo, e serve a me per rivedermelo quando, metti caso che a settembre la prima pietra non la mette, può essere che la mette, se la mette uno dice aveva stavolta l'ha detta giusta, invece se non la mette dice anche questa volta ci ha raccontato una serie di nuvole, ci ha detto una serie di favolette. A DAZN gli hanno fatto la domanda sul suo futuro, ha detto sono stato accolto benissimo a Napoli, sono in debito per come siamo stati accolti, ci concentriamo sul presente, poi alla fine vediamo. E quindi, niente, anche stavolta. Continuate a chiedergliela, niente vi dirà, scordatevelo, l'unica cosa che ottenete, e la ottenete, è che qualcuno... Questo poi significa destabilizzare l'ambiente? Significa che un ambiente come Napoli, che poi gli ambienti sono tutti uguali, bene o male, troverai dei tifosi che stanno reagendo, e li leggo, che deve dire che c'ha il contratto, deve tranquillizzare i tifosi, perché ci sono quei tifosi che vogliono sentire la chiacchiera, quella là per rabbonare, no? Rabbonare il tifoso e farlo sentire tranquillo, e poi magari se ne vanno di notte. Invece no, è più onesto così, è più logico così, che stiamo facendo le finali, stiamo facendo questa volata dove tutto può succedere, e fateci giocare a calcio. Non pensiamo, non ci sta pensando neanche lui, credetemi, in questo momento lui non ci sta pensando. Poi dopo se ne parlerà, il mercato, c'è di Osimhen, c'hai più soldi, devi riutilizzare i soldi di Kvara, tutta una serie di cose, e devi vedere anche cosa gli propongono, perché se gli propongono una cosa interessante, contratto o non contratto, si può andare anche alla chiusura del rapporto. Se invece non gli propongono niente, il Napoli rappresenta comunque una possibilità che lui ha costruito con le sue mani e ha riportato da una situazione di 10° posto a una situazione di 2° posto, e poi anche avere la voglia di vederne i frutti, e l'anno successivo, con un anno di lavoro, vedere cosa succede con una squadra un poco meglio. Quindi è proprio inutile continuare a parlare. Conte ha detto che con Raspadori in campo è 4-4-2. Ritiratevi tutti quelli. Noi i tifosi siete sempre nel mio cuore, non è colpa vostra. Tutti gli addi ai lavoretti, perché non sono addetti ai lavori, sono addi ai lavoretti, vi dovete ritirare. Io facevo una riflessione, e non faccio nomi questa volta perché è un giornalista vecchio, di stampo vecchio, degli anni 80, con una voce incredibile, che pure si è aperto un canale YouTube, e dice Yildiz non può fare l'esterno, eccetera eccetera, e mi sono reso conto che molti di una vecchia guardia di giornalisti sono abituati che si guardano la partita mezza volta, concentrati, distratti, in famiglia, come se la guardano, restano con un'impressione. Magari se la guardano in compagnia, ognuno, quello là che ha la voce un po' più alta influenza tutti gli altri.
e poi basta. E all'epoca, il vecchio calcio, non c'erano tutti i dati a disposizione, le posizioni medie, tutte le cose che si potevano vedere. Di conseguenza, una volta finita la partita, stati bene alla Madonnina, stat buona maronna. E si parla di calcio. Oggi mi dispiace, ma se guardate una partita avete anche la possibilità, se volete farlo, di riguardarvela senza il patè del risultato, di guardare le analisi, quelle là freddissime, se avete voglia di dire qualcosa ai tifosi di reale, di vero, avete la possibilità. Se non lo fate, tutti quelli che hanno continuato a dire che il Napoli stava 3-5-2, delle due l'una, o non ve la siete vista e allora vi salvate perché dici non ho avuto modo di vedere, però non vi salvate perché ne parlate, o non ve la siete vista o l'avete vista male senza andare poi a controllare. Che io parlo, siamo 26.000 ma siamo pochi, che parla un altro così e viene ripetuto a trombone tutte le cose, compreso Sky, che dice il 4-4-2, una novità sarebbe oggi. Vi dovete arrendere, state indietro, inseguite e fate fatica. Scusatemi. 15 like super piccole e arriviamo a 400, che però siamo in 700, quindi non ci siamo. Dobbiamo salire. Possiamo arrivare a 600 like perché voi che state qua non vi ascoltate sciocchezze. A me io sento la mancanza forte di Del Genio perché era uno dei pochi che, secondo me, Del Genio non ha bisogno di rivedersela la partita, certe cose se ne accorge subito. Non c'è bisogno di rivederla. Però almeno Paolo ti lascia aperta una porta del non lo so quando non lo sa una cosa, o dice non lo so, non abbiamo la controprova, no? Perché abbiamo sentito il Napoli se non torna al 4-3-3 stiamo giocando a 4, non è un 4-3-3, ma il problema era che non avevi Neres, non avevi quello sfogo lì. È chiaro che la manovra si sviluppa in maniera diversa, ma che banalità, andiamo avanti. Ha detto letteralmente, dovevamo giocare 4-4-2 con Jet e Scott, proprio 4-2-3. Ho dovuto cambiare sistema di gioco mettendo Neres e Anghissà 10 minuti prima che iniziasse la partita. Punto e basta, punto e poi ce ne andiamo. Faccio le valigie e ce ne andiamo. È uscito perché... Dove sta Vincenzo? Il mouse non mi funziona bene. Ecco qua, funziona bene il mouse. È uscito perché non ne aveva, come leggi anche dalle dichiarazioni di Conte, è stato costretto a metterlo a 10 minuti dall'inizio della partita perché per la mancanza di McTominay, quindi hai rivisitato tutto il piano gara e tutto il sistema di gioco. Poi hai cominciato bene, l'hai sbloccata subito con Politano, hai fatto anche il secondo e poi piano piano hai detto vabbè, questo Milan non lo possiamo controllare, e invece no, non puoi controllare proprio niente. Però che beh, meno male, mamma mia, meno male che abbiamo vinto, anche perché con la vittoria quelli che non faranno un'analisi molto approfondita staranno più tranquilli e si generano meno polemiche tra quei tifosi un po' più alla buona, diciamo, quelli là un pochino più leggeri nell'analisi. Che ci sta il tifoso? Non è detto che uno per tifare deve stare col tacchino in mano come me, questo qua trasparente, e segnarsi. Sta pure il tifoso che si vuole solo emozionare. Che me ne fotte dove sta giocando Neres? Voglio vedere la rete che si ha. Padronissimi, anzi, io chiedo scusa se qualcuno appresso a me si sta perdendo questa gioia di vivere. Vedo parecchi vocali e dobbiamo cominciare ad ascoltarli, se il mouse me lo fa fare. Allora, se ci spostiamo da questa parte, vedo tanti vocali, allora andiamo così e possiamo ascoltare. Ciao Vale, ciao amici bellini. Io credo che dopo questo finale di partita dovremo C'è andare della tutti live in un questo cardiologo, supporto. Sì, perché non si può veramente. c'è supporto. Partita molto strana, devo essere sincero, a me non è piaciuto. Aspetta un attimo, ogni volta che si passa a blocco basso pigliamo gol con la risata. Sì, è una risata isterica, caro Alessandro, che ho avuto anche io nel momento in cui invece di... che poi chi doveva mettere? Asa? In quel momento lui ha detto questi stanno cominciando a premere di più, perché poi il Milan già aveva cominciato a premere di più,
prima che noi cambiassimo modulo. Io questa è l'analisi che voglio fare, però mi riservo di farla domani, questa analisi qua, perché adesso sto ancora caldo della partita. Voglio stabilire bene se il Napoli si era già abbassato un pochino prima del cambio modulo e dell'ingresso di Juan Jesus, oppure no. Nel momento in cui stabilisco questo, vi dico, non è il modulo che ci ha abbassato. Poi è chiaro che scatta inconscio nella testa di un giocatore e anche nella testa degli avversari. Hanno messo Juan Jesus, hanno messo un difensore al posto di un centrocampista. Leao se ne fotte assai che tu al centrocampo hai solamente Asa e ti è rimasto solo Asa. Il messaggio che arriva al Milan è: hanno messo un centrocampista, approfittiamone perché sono andati in paura. Come può scattare anche all'interno della squadra. Quindi ci aggiungi che ti stavi abbassando già, ci aggiungi che sei passato a un modulo dove tutta la... Signori, anche qualche giocatore probabilmente si sarà convinto che stavano giocando 3-5-2. No, loro no. Però è chiaro che a catena si creano tutta una serie di cose. Fatemi ascoltare Francesco. Non è piaciuto neanche il primo tempo. Non è piaciuto neanche il primo tempo. Devo essere sincero, a me non è piaciuto neanche il primo tempo. Non è piaciuto neanche il primo tempo, il secondo tempo ancora peggio. Il secondo peggio Squadre ancora molto te. lunghe, specialmente nel secondo tempo. Voglio fare una riflessione. Questo Milan, specialmente nel primo tempo, nel secondo tempo un pochettino meno, mi è sembrato un po' il Napoli dell'anno scorso. Sì. Una squadra comunque con delle buone individualità, una squadra comunque forte, ma che l'avversario in un modo o nell'altro riesce a sovrastare con facilità. E comunque piccolo dettaglio che mi sono scordato di dire: al 90° su Mazzocchi, solamente le persone che realmente amano il calcio non hanno sperato nel gol di Mazzocchi tanto per chiudere la partita quanto per la riattivazione dell'account Twitter di Osimhen. Hai ragione da vendere, amico mio. È stato il mio primo pensiero, sia in reaction sia post partita. L'ho scritto subito su X. Nella merda che è X, lui rappresentava un account che io seguivo con grande piacere. Per chi non sapesse, insomma, è un account che parla di Napoli, che ha deciso che non twitta finché non segna Mazzocchi, stabilendo praticamente un'astinenza infinita che stava per risolversi oggi e che ci vorrà, chissà se ci saranno altre occasioni. Ma purtroppo se lui manterrà la palla, io spero che con oggi più di così non si può fare. E andiamo avanti. Si sa qualcosa su Paolo? È un mesetto che non si vede, non si sente. Daniele non sta andando in presenza. Io poi non posso parlare per lui, quindi non ti so dire. Ti dico quello che ho visto. Non sta andando in presenza né in radio né in TV, però l'ho visto in collegamento Skype su Canale 8, quindi sotto questo punto di vista lo abbiamo sentito. Qualche problemino. Non indago, non ho chiesto, non ho indagato per una questione di privacy e di rispetto, però lo vediamo e questo già mi fa stare più tranquillo. Se non lo vedessimo proprio intervenire ci possiamo porre il problema. Valentina, 1,37 più 22 più 7 è una live, amica mia. Devi restare nel minuto perché altrimenti non ne usciamo più. Dobbiamo mantenere un certo ritmo. Dai. Allora, ciao a tutti, allora. ciao Vale. Questa è la partita perfetta per guardarci nell'anima, amici. Sono 3 punti in tasca, ma veramente penso una delle partite più brutte delle ultime che abbiamo fatto. Cioè, l'unica differenza rispetto alle ultime uscite è che siamo riusciti a concretizzare le prime 2 occasioni che abbiamo avuto. Vero? Ma poi per il resto 25 minuti buoni nel primo tempo. Vero. Neres è tornato molto bene, Anghissà non sembrava tantissimo affaticato, quindi non male. Ma per il resto veramente una sofferenza indicibile. Cioè, veramente riuscire a far sembrare il Milan una squadra forte ce ne voleva, sinceramente. Zozza direi che il suo l'ha fatto, perché è veramente una gestione terrificante. Nel secondo tempo c'era quel fallo verso la fine, minuti di recupero su Meret, che è inspiegabile per me dare... Brava! Sinceramente. Ti fermo perché mi ero dimenticato di dirlo in live, ma in reaction mi sentirete a luccare come un dannato. Ma come tu c'hai il pallone, l'hai preso, hai fatto l'uscita alta, ti arriva un ginocchio addosso, poi vieni sovrastato da, mi pare fosse Pulisic, che gli toglie il pallone dalla disponibilità. Oh, hai il pallone che è fallo per tutta la vita. Vuoi non chiamare il fallo? Se non si concretizza il vantaggio del Napoli, perché l'aveva preso un difensore del Napoli, là devi essere tu bravo a dire: dammi il fallo, non lo voglio il vantaggio. Tant'è vero che ci hanno ripreso il pallone, stavano riattaccando
e poi si sviluppa un calcio d'angolo per loro, pericolosissimo. Oh, di cosa stiamo parlando? E mi era piaciuto nel primo tempo, una specie di piccione. E quindi, diciamo, qualche domandina ce la dobbiamo fare, perché questi secondi tempi Conte fa proprio fatica, sai, a leggerli. Capisco che i cambi migliorativi non ci sono, Non ci sono. però veramente si deve trovare una soluzione, perché facciamo proprio fatica a dare continuità a quel poco di gioco che riusciamo a costruire. E un'altra cosa che è mancata tantissimo nel secondo tempo, perché a livello di precisione avremmo potuto concretizzare quantomeno 4 contropiedi buoni. E non so se è un problema di concentrazione, se è un problema fisico che a un certo punto si scoppia, però veramente male male, eh. L'unica cosa di buono che ci portiamo da stasera onestamente sono i 3 punti e il fatto di aver ritrovato Neres, che ti dà comunque qualche soluzione in più rispetto alla palla diretta su Lukaku, che E da Di parecchio tempo, Lorenzo. secondo me ha fatto una buona partita stasera. E soprattutto, ragazzi, Bobotta, capiamo che cosa si è fatto Bobotta, perché io sono terrorizzata. Però lo vedi che col 4-3-3 non perdi le sovrapposizioni di Di Lorenzo che si perdono oltre i 5-2? Però lo vedi. Esatto, me l'aspettavo come sarcasmo. Sì, e il discorso di Lorenzo sì, che ha tenuto abbastanza bene, partita più che positiva di Lorenzo, un paio di volte è riuscito a fermare Leao di netto, un altro paio di volte Leao se n'è andato, con tutto il mio rammarico devo ammettere che è così. Tra l'altro era anche tra i man of the match Leao, cioè Jovic, man of the match Leao, perché comunque il suo impatto sulla gara l'ha avuto, e gli altri man of the match possibili erano Politano, Lukaku e Meret. Quindi sì, Di Lorenzo decisamente meglio. Allora, dove andiamo? Qua quindi abbiamo ringraziato Alessandro, recuperiamo ragazzi, dai coi like, a Bologna senza Conte, sarà ancora più utile e bello Oriali. Sì, c'ho una foto, sono riuscito a fare uno screenshot di Oriali bellissimo. Buonasera, comunque mi ha divertito come la statistica di XG della partita l'hanno fatta vedere dopo il rigore e non prima. Poi vabbè, ci siamo schiacciati, ma prima del rigore a stento era 0,5 per il Milan. Eh sì, è là, può essere una cosa casuale, può essere una cosa stabilita, che tu, o quando hai un momento di stanca della partita, fai partire tutta una serie. Un'altra statistica che ho visto dice: squadre che hanno recuperato più punti dal momento di svantaggio. Bologna, Milan, 15 punti recuperati dallo svantaggio. Quindi ho detto, oh logo, ecco qua, frittata pronta a essere fatta. E nel finale della partita escono di solito queste statistiche. Anche l'arbitro ci ha messo il suo senza dubbio. Lo ha vinto Politano. Sì, dove sta? Sta qua, il man of the match. Secondo me meritato, perché comunque sblocca la partita. L'ho visto vivace, l'ha messo in grande difficoltà Teo. Poi finché c'era Anghissà è un conto, con Billing un poco meno, e la temo che sia una questione, come non si fida tanto Conte, si fidano poco anche i compagni, perché Billing si proponeva anche, però non sempre diventava lo sfogo della manovra in quella zona, perché non ha una proprietà di palleggio che ha il migliore Anghissà, e quindi piuttosto che darla in avanti a Billing ho visto spesso Politano tornare indietro da Di Lorenzo. Gli addi ai lavoretti, esatto, caro Daddy, è proprio così. Cose positive: 3 punti, ritorno di Neres. Gilmour ha giocato vice McTominay e ha sofferto un po' di più rispetto al centrodestra quando sostituisce Anghissà. Infatti Neres ha giocato più basso. Billing un turista a Piazza d'Arte. Infatti sì. Allora, col 4-3-3 non perdi. 4-3. Non è assolutamente possibile. Un attimo, buonasera amici bellini, ciao Nadeo. Abbiamo fatto di Milan dopo 6 anni e mezzo, quindi ottima notizia, grandissimo super primo tempo, mi è piaciuto. Di Lorenzo, Anghissà, se vogliamo nominare i singoli, Lobotka, Gilmour, occhio al lobo, speriamo non si sia fatto niente. Buona partita anche di Oliveira, Neres superlativo, ma non possiamo fare sempre questo a soffrire in questo modo, e la colpa è dei cambi, perché Napoli gioca anche bene, ma non ha i cambi nei ruoli decisivi, perché se avevi Spinazzola potevi metterlo al posto di Neres in un determinato momento, avendo McTominay avevi 2 cambi a centrocampo, Billing e Gilmour, ed è tutta un'altra musica. Quindi diciamole le cose, stiamo giocando con una rosa striminzita da 2 mesi a questa parte. Quindi speriamo che questa settimana pre-Bologna, visto che giochiamo anche lunedì, Conte riesca a recuperare quasi tutti, perché i continui ci dicono che torna a metà aprile, e cerchiamo di avere finalmente una regolarità in queste ultime 8 partite. Forza Napoli, e secondo me con tutti gli effettivi forse avremo qualche punto in più pure senza Kvara.
Vero. Ah, mi sono dimenticato. Grazie Alex Meret, perché quando c'è da criticare lo facciamo, ma quando c'è da elogiare bisogna farlo sempre e comunque. Grazie Alex Meret che hai parato l'ennesimo rigore. Grazie, grazie, grazie. E anche lì sentirete una reaction che insomma gliel'ho chiesto proprio in ginocchio, ho detto ma c'è Meret perché il rigore non mi aveva, cioè al primo acchitto ho detto è rigore, sei stato tu Fesso Billing, sei stato il Philip, e invece rivedendo il replay ero amareggiato perché mi ero reso conto che era un replay dove ti rendi conto che è così, ma non abbastanza per far intervenire un VAR perché il dubbio ti resta, l'intensità, tutte queste cose che dicono protocollose. E là ho detto ma c'è Meret, quindi toglierà lui tutte le polemiche da mezzo. Molto molto bene. Scusate un attimo, devo bannare un bot. Devo bannare un bot che bane chat moderator. Ok, è un bot che mi pare che su Twitch. No. Andiamo avanti. Teo senza genio, ricordo ancora quell'urlo provocatorio in faccia ai nostri, Pataterna e Grande, veramente Antonio, si vede proprio che quei giocatori, ma poi non solo quel giocatore là, l'importanza, quanto è importante una società forte, dove si capisce, si capiscono gli obiettivi, si viaggia tutti sulla stessa lunghezza d'onda e si fanno tutte le cose insieme. Teo e Leao sono quelli là che durante il cooling break se la facevano tra di loro senza ascoltare Fonseca, così si pagano queste cose qua, si pagano ed è grave, e per una volta non riguarda noi perché Conte ha normalizzato tutto quello che c'era da normalizzare sotto questo punto di vista. Poi a Conte gli chiediamo altre cose, se si può fare quel qualcosa in più, ma lì stiamo parlando dei dettagli per essere i migliori in assoluto. Nel frattempo non dobbiamo e non possiamo andare poi nel racconto di Conte, nel racconte, C'è della no, live in questo c'è della live in supporto. questo, meno male perché sto dicendo delle battute veramente incomprensibili. Ma Leo sta surfando. Figo, mi sta surfando. mo che si leva Diego mi vedi surfare come Leo. E devo stare pure attento che sennò sembro di Canio con la, con la mano. Mo che. Togliamocelo la soddisfazione. Infatti, se non fosse stato per Uzime, io su X avrei postato di nuovo la mia famigerata foto dove faccio così sulle AO, eccetera, eccetera. Ci devo aggiungere anche Teo. Sì, grazie. Grazie. Vabbè ragazzi, Ma sì. mi prendo solo i 3 punti, Ale, perché veramente nel secondo tempo, cioè io penso si possa parlare di un caso, perché è un problema grave quello di Conte che veramente non riesce a capirci più un cazzo in ogni secondo tempo, qualsiasi sia il risultato, qualsiasi sia la situazione. Non è possibile che sta in vantaggio, svantaggio, bloccato, non è possibile che il Napoli non gioca al secondo tempo, non può essere una roba passabile, cioè ci vorrebbe qualcuno che lo aiuta da questo punto di vista, che non capisco veramente, non capisco. Comunque si è vista un po' la differenza di un Di Lorenzo in fiducia. Secondo me Di Lorenzo è un giocatore fondamentale, quando manca lui cioè fa brillare anche Politano, che se non è stato il solito Politano del cazzo che dopo mezz'ora è sparito, ha fatto Sì, stronzate, però con un Di Lorenzo così forte lui sì, sembra sono un altro d'accordo. giocatore. Sono d'accordissimo sulla questione. E orecchio all'indietro e chiudiamo questa stagione positivitissima. Non ho capito. Sguardo in avanti e orecchio all'indietro e Orecchio. chiudiamo questa stagione positivissima. Aspettando la posa della prima pietra. Aurelio, tu su questa pietra fonderai... Ah no, non era così. Ragazzi, sto con un po' di mal di gola che ha luccato con me che Vincenzone è andato allo stadio. ora sotto col Bologna Ma li avete e io me la ascoltati? vado a vedere. Forza Napoli. Grande Vincenzo, non so se avete ascoltato questi altri perché mi sono andato in panico. Comunque sì, Massi, sono d'accordo su Di Lorenzo che quella è proprio una coppia, è un binario. Di Lorenzo Politano, se stanno bene si aiutano l'un l'altro e funzionano. Per quanto riguarda Conte, il finale della gara, sì, sembra che va un pochino in panico, però chi dovrebbe avere più conoscenze di Conte, perché non possiamo essere certo noi a dirgli quello che... E purtroppo, vedi, alcune partite, quando ci siamo chiusi e ci siamo abbassati, le abbiamo perse o pareggiate. Quindi hai ragione tu tifoso a dire hai visto e così. Purtroppo la controprova del rimanere alti non ce l'hai. Hai due strade, perché oggi lui si è abbassato, abbiamo vinto la partita, quindi
lui può portare avanti un discorso: signori, io vi ho portato il risultato. E guardate De Zerbi che porta avanti magari il suo discorso tutti in avanti, 80% di possesso palla, e prende 3 gol da non so chi li ha presi, e il PSG ha vinto praticamente già il campionato così. Quindi è difficile contestare a Conte certe cose. Noi nell'analisi delle cose prima del risultato diciamo che in generale più volte abbiamo visto che abbassandoci e inserendo un difensore in più non hai aggiunto solidità. E questo perché il risultato l'hai ottenuto oggi, quindi tu puoi dire va benissimo, è così che si fa e si ottiene il risultato. No, perché aggiungendo il difensore non hai aggiunto solidità. Quando è che tu sei stato più solido? Quando li aggredisci in avanti, quando tieni tu il pallone, e là il Milan può girare a vuoto, li fai rincorrere e non hanno così. Se invece gli consegni il pallino, è là che tu, un pochino come il Napoli del primo periodo, che stava lì un po' più in attesa, eccetera, eccetera. Poi c'è stato un Napoli dominante, dove sono venuti anche i risultati, e poi è successo lo scatafascio, ragazzi, perché lo Scavara ha fatto catafascio tra la cessione sua, Neres, gli infortuni, le cose, ti sei dovuto adattare in una situazione e hai perso, secondo me, un po' di certezze. E quando perdi un po' di certezze, Conte con tutta la squadra tende a rintanarsi, ma d'altra parte anche nel girone d'andata, che hai fatto un po' più così, hai messo quel famoso fieno in cascina e servivano i risultati per curare una squadra che altrimenti poteva ricadere in un baratro di dubbi e di cose impossibili. Kvarafascio, bravi, però è brutto così perché sembra che ritorniamo al discorso quello là di Canio o di acerbismi. Metterei la firma per rifare lo stesso campionato. E Vincenzo, ma senza dubbio, noi poi è chiaro andiamo in sofferenza perché abbiamo paura di perderla, oppure stiamo lì con la speranza di potercela giocare fino alla fine, così. Però se a freddo tu riguardi sulla griglia di partenza, dici ok, il Napoli che ha fatto sul mercato, il Napoli come riparte, il Napoli, Lukaku ci convince, non ci convince, abbiamo fatto ben oltre quello che ci si poteva aspettare. Poi è chiaro, hai sistemato la squadra dopo l'inizio del campionato con alcuni acquisti importanti, poi hai cominciato a farci anche un po' di golo, sei diventato un po' goloso di una situazione così, dove siamo stati comunque la squadra che è stata più prima in classifica di tutti. C'ho una statistica che poi se la arrubano, ma vabbè, oramai l'ho detta, quindi la posso andare a vedere. Indovinate, ecco, facciamo una cosa alla Pastori, indovinate per quante giornate il Napoli è stato primo in classifica. Indovinate. Ne abbiamo parlato, Simone, sei arrivato un pochino in ritardo, l'abbiamo detto all'inizio della live. Conte è diffidato, Conte è ammonito, Conte è squalificato e non ci sarà col Bologna. La live vola e corre, quindi quando capita che uno arriva anche 2 minuti dopo, qualcosa se la perde. Quindi ne abbiamo parlato. 13 no, 11 no. Continuate. 7 no, 20 no, 17 fuochino, 16. Bravo Davide, 16 giornate primi in classifica, l'Inter 5 giornate, questo era ovviamente alla 20, alla... Quale giornata è? Non lo so a quale giornata, insomma, quando l'Inter poi è andata così, e adesso ne hanno qualcuna in più, però 16. Il problema, il tempo è relativo all'assenza dei cambi, all'altezza dei titolari, secondo me. Statistica, con Neres in campo abbiamo vinto il 79, esatto, oggi aumenta, perché era tipo il 77, adesso è aumentato, senza di lui il 17. Neres ti fa vincere le partite così? No, ma sicuramente mette in apprensione gli avversari. Stavo finendo il discorso che forse non ho finito prima.
il fatto di avere anche un Kvara che qualcuno diceva non tiene voglia e svogliata, sta giocando malissimo, quello che volete voi. Kvara come Neres, se tu ce l'hai in campo è un conto. Se io non vedo Leao, io sto più tranquillo. Se vedo Leao, sto più in apprensione. Ci sarà una differenza quando metti i giocatori più forti in campo. Ci deve essere una differenza. E secondo me la differenza si vede quando c'hai un Neres dentro che può anche non essere in giornata, può anche non stare al massimo della sua condizione, ma tocca un pallone, è capace di giocare di prima, è capace di lasciare un avversario sul posto e andarsene, e devi fare poi il raddoppio, devi fare una corsa in più, devi fare le preventive molto meglio, perché alle volte tu perdi una palla, ma se non hai l'outlet su quella zona non succede niente e quindi ti rilassi. Non puoi mai rilassarti se hai dei giocatori come Kvara, come Neres, come Leao in campo. Billing non in giornata sicuramente. Si gode, vale 3 punti d'oro, ci siamo tolti un'altra big, se si può considerare in questa stagione big. Mi sono piaciuti tutti tranne Anghissà, non è più dominante, testa al Bologna, intanto si gode. Sì, Anto, io ho detto Anghissà lo salvo oggi perché era da considerare secondo me infortunato. E recuperiamo un altro Buonasera vocale. Valerio, buonasera amici bellini, ma ci fa una camomilla, ce la faccio più. Bisogna dire che questo secondo tempo è stato brutto come gli ultimi 199 probabilmente, non lo so. E secondo me è un problema molto relativo alla forma fisica, cioè non solo la stanchezza, ma proprio la tenuta. E io vedo che siamo pieni di giocatori rotti e infatti da quando si sono iniziati a rompere questi giocatori la squadra non riesce più a dare un secondo tempo impattante. Oggi Olivera si fa 97 minuti, Olivera è tornato ieri da un infortunio. E perché? Perché Spinazzola si era rotto, tra parentesi, questa alternanza Spinazzola-Olivera forzata perché uno si rompe e deve giocare l'altro e poi si rompe l'altro, la teniamo da 3 mesi. È vero, è vero. Poi vabbè, ricordiamo che Olivera era tornato in nazionale, però ovviamente Fermi l'infortunio era tutti, avvenuto c'è prima. follia. Valeria, un abbraccio bellino agli amici di X con una narrativa esilarante. Interisti, il Milan si è scansato, milantristi, ma alla fine non meritavamo la sconfitta, ma il Napoli in campo c'è Steve. E ne ho letto uno, forse il più fesso di tutti, che prima diceva che si dovevano scansare, che dovevano mettere tipo la primavera. E poi a fine primo tempo dice sì, ma neanche va bene scansarsi, ma neanche a fare queste brutte figure. E beh, qua un pochino ce la possiamo godere anche noi, eh. Non poteva giocare il Pocio oggi, ma oggi c'era il Pocio, c'era Careca, c'era Lemao. Ho visto anche una foto di Di Natale. C'erano tanti grandi personaggi. Il Pocio Neres, abbiamo rivisto il Pocio Neres che si muove come lui, il Pocio col numero 7, che poi siamo un po' più affezionati. Io sono un po' più affezionato al Pocio col numero 22. Però lui è proprio il Pocio Neres quando si muove e prende il pallone al volo. Marco, Buonasera Valerio, l'ho buonasera. finito di sentire a Buonasera lui. Valerio. Perché uno si rompe e deve giocare l'altro. Sì, e sì, poi sì, il discorso di Olivera, sì, che era tornato a giocare in nazionale e poi perdi Spinazzola, sì. Buonasera Valerio, buonasera amici bellini. Vabbè, c'è poco da dire. Primo A tempo Brancale, sì. di ottimo livello, secondo un po' appannato, però vabbè, c'era da aspettarselo, come sappiamo le energie sono poche e i cambi sono quelli che sono. Ottima partita da parte di Politano. Gilmour alterna qualche luce a qualche ombra. Vero? Lobotka l'ho visto abbastanza giù di forma. Speriamo che non sia niente di grave l'infortunio. Ovviamente Meret, grande rigore. Godiamoci il percorso, andiamo avanti. È veramente una questione di di andare in campo dopo che ha giocato l'Inter e che comunque si è allontanata. Attenzione, Ferrara. Subito con una cattiveria e con una fame incredibile. Secondo me è questo il punto principale. Cioè aver dato, non dico una risposta, ma però aver dato un segnale preciso. No, Ciro, hai ragione perché Ma lo non sentite? è facile. Giochi dopo l'Inter che va a 6 punti, giochi contro una signora squadra che è il Milan e chiaramente c'erano tutte le prerogative oggi affinché, non dico si assegnasse lo scudetto all'Inter, però
che si mettessero delle basi importanti o comunque un distacco che sarebbe stato poi duro da colmare, visto che comunque noi la prossima andiamo a Bologna, è un campo molto ostico, una squadra forte, e l'Inter comunque sulla carta, perché sulla carta sai tutte le partite sono difficili. La risposta che mi ha dato è stata una risposta importante, poi riuscissimo a gestirlo un po' meglio, però come dicevo abbiamo bisogno di recuperare tutti. Oggi all'ultimo momento ci è venuto a mancare McTominay e quindi ho dovuto cambiare un po' anche l'assetto, perché noi dovevamo partire oggi con Jack, con 4-4-2, con McTominay esterno a sinistra, con i due attaccanti, perché comunque Neres era da un po' che non giocava, avevo paura anche di fargli fare 80 minuti. Lo stesso dicasi per Anghissà. Anghissà non ha giocato a nazionale perché aveva un problema. È successo tutto sto Maradona oggi, quindi oggi sono i tipici giorni che l'allenatore odi essere un allenatore, no? Perché risolve il problema velocemente dopo che hai preparato la partita anche in un'altra maniera, e oggi veramente è stata una giornata molto faticosa. Infatti mi sono fatto dare una tachipirina adesso perché c'ho un mal di testa molto forte. Ok, Quanto è grande la sua voglia di Napoli di imprimere rimaniamo... l'importante lì al Napoli? Vabbè, non rimaniamo su DAZN perché non mi sembra il caso, o Scavi, non ho idea di cosa. Comunque sì, è l'audio di Valentino. Eh sì, non lo so perché ogni tanto Telegram lancia degli audio particolari, ma non avendo più Achille tra di noi, purtroppo altrimenti sarebbe partito un audio di Achille del gruppo, ma sono cose nostre. Allora, io abito a Bologna e la città è carichissima e penso anche la squadra. Settimana prossima sarà durissima. C'è della Anna live in Maria. questo supporto. Sto informissima, Luigi, grazie. Anna Maria, un abbraccio a te. Mettetevi d'accordo, incontratevi. C'è Claudia che sta a Bologna, Vincenzone probabilmente verrà in trasferta a trovarvi. Salutatevi tutti, fatevi una fotografia e mandatelo. Io poi, quando la community si incontra anche al di fuori del canale, io sono l'uomo più contento del mondo. Sì, è normale che siano carichi, stanno facendo qualcosa di impensabile anche loro, di straordinario, e si meritano quello che stanno facendo, e non li becchiamo in un momento, insomma, molto favorevole, nel senso che loro stanno in grandissima fiducia. Possono vincerle tutte? Non lo so. Si apparecchia secondo me un pareggio, ma proprio a livello così di sensazione statistica si apparecchia un possibile pareggio, ma il pareggio non può essere perché sono tutte finali, quindi non può essere. Grazie mille Luigi. Oriale, portagli una camomilla. Conte imbattuto contro Inter, Milan e Juventus con il Napoli. L'ultimo a riuscirci fu un certo Ottavio Bianchi, che nell'85-86 vinse lo scudetto l'anno dopo. Una statistica interessante, caro Filippo, che noi raccogliamo. E non ha rinnovato l'abbonamento. Ho fatto pulizia contatti. No, io ho mandato un messaggio privato e non mi ha risposto, quindi c'era il che fare. Voi, se vi iscrivete al canale, se siete abbonati, c'è tanto da divertirsi, ma non posso nemmeno costringere nessuno a rimanere. Posso fare come Spalletti, De Laurentiis Spalletti, che faccio? Vi incateno nel gruppo Telegram? Non lo posso fare. Se avete volontà e poi... Fermi tutti, c'è follia. Maurizio, per esempio. E lui non sta nel gruppo Telegram, ma è di un supporto ulteriore. Dobbiamo essere sinceri a dire che ad oggi, senza questo Napoli attuale, l'Inter avrebbe già vinto lo scudetto. Vero, caro Maurizio, specialmente nella giornata in cui inciampa di nuovo l'Atalanta. Non ha fatto l'Inter la cavalcata dell'anno scorso, perché rispetto all'anno scorso io ho fatto il controllo, insomma il paragone con l'anno scorso ai punti alla giornata dell'anno scorso, e l'Inter ha tipo 12 punti in meno, quindi non ha fatto una cavalcata che crea quel distacco e crea anche negli avversari, un po' come ha fatto il Napoli nell'anno dello scudetto, no? Vai sempre più forte, inciampano uno e tu vai sempre più forte, dopodiché si crea un distacco talmente incolmabile che qualche cosa le avversarie la perdono anche psicologicamente, sanno di non beccarti più,
non ti beccano più. L'anno scorso l'Inter l'ha fatto, quest'anno, se non ci fosse stato il Napoli, comunque non è una cavalcata tipo quella del Napoli o tipo quella dell'Inter dell'anno scorso. Però sì, con l'Atalanta che inciampa, col Milan che si fa fuori da solo, la Roma che è venuta meno e poi adesso sta facendo questa rincorsa pazzesca, la Juventus che attacca e stacca anche lei, è chiaro che l'Inter avrebbe probabilmente vinto in pompa magna, meno magna però dell'anno scorso, ma comunque in pompa, avrebbe vinto anche quest'anno. E invece non facciamo come il campionato francese, che il Paris Saint-Germain ha praticamente già vinto. O matematicamente doveva pareggiare, no, perché mi pare che il Monaco alla fine poi è riuscito a vincere, serviva un pareggio tra Monaco e Nice, mi pare, ma io non guardo assolutamente il Paris Saint-Germain. Vi pare che mi metto a guardare tutte le partite del Paris Saint-Germain per vedere quel Cristo velato, che gol che ha fatto, perché poi ieri segna Ildiz e fa un gol bellissimo, perché io Ildiz lo adoro, non può valere 90 milioni ma lo adoro, e fa un gol bellissimo, e a quel gol bellissimo, perché Ildiz ho detto più volte, gli amici bellini che seguono lo sanno, mi dà vibes alla Kvara, perché è giovane, non c'ha manco 20 anni e ha i margini di miglioramento. E fa un gol bellissimo, però Kvara poi dopo risponde con un gol altrettanto bello, di sinistro, col suo piede debole. Allora, nel frattempo molti mi chiedevano le condizioni di Lobotka, qualcuno dice crampi, qualcuno io non lo so, perché si toccava C'è della in mezzo live alle in questo cosce, supporto. Lob ha rimediato solo dei crampi. Esatto, perfetto. Nicola è proprio... Se c'è uno che ha i tempi, noi ci lamentiamo dei tempi di Conte, dei cambi eccetera eccetera, se c'è uno che è impeccabile come tempistica ed è una macchina da guerra anche sul gruppo Telegram, perché se esce una notizia non se ne perde una, è Nicola Farro. Perché dove sta? Sta qua, mentre parliamo di Lobot, Conte ha rimediato solo dei crampi, detto da Conte. Lobbo ha rimediato Conte. Sono dei crampi, quindi stiamo un po' più tranquilli rispetto a problematiche così. Crampi che però non ti permettevano di continuare la partita. Può essere che è una cosa anche di prudenza, perché tu, sì, il crampo, ma se sul crampo poi ci giochi e rischi poi di farti male, non era il caso. I am speed, esattamente. Questa pure una bella domanda. Questa pure una bella domanda, e lo stiamo vedendo giocare a destra, sta evolvendosi. Lasciamo perdere che perdo iscritti. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Guido io l'ho invitato, non so se tiene il che fare, perché aveva molto, molto da fare anche a livello lavorativo. Io l'invito gliel'ho esteso, vediamo se ci raggiunge. Fermi a tutti, auguri ad Angela. Fermi tutti allora. Fermiamo immediatamente tutti. Ma perché il primo facciamo gli auguri ad Angela. Sì, Simone, tu non c'eri quando eravamo al Caffè Napoli, sì. Auguri Angela. Auguri Angela, ma è compleanno? Ah, eccola qua. Ma come? Un giro di basso, amica mia, non sono pronto, perché ho l'altra scheda audio. Io lo so che tu resterai fino alla fine, allora continuiamo con i messaggi e a fine ci provo a farla. Non posso mettere una scheda audio, ma qualcosa te la faccio, te la dedico assolutamente. Arriviamo a fine live e so che non l'abbiamo fatti, Vincenzo, vedi? Auguri tutta la community, auguri a Angela che rappresenta il non plus ultra del supporto a tempo indeterminato. Veramente non se n'è perso uno di contenuto dai tempi immemori, proprio dall'inizio, proprio che eravamo 2 iscritti, il secondo, uno ero io e il secondo era lei. Veramente forte. Amici bellini che vivono a Bologna, vediamoci il prossimo weekend, organizzatevi, se vi volete sentire, magari qualcuno guarda la live dopo, scrivete un commento dopo la live, perché resta, e i commenti della live sono di solito di meno dei commenti dei video normali, perché c'è meno gente che se li vede, che commenta dopo, e vi potete sicuramente incontrare. Nel frattempo, se io mi sposto nell'altra scena dinamica, vuol dire che abbiamo un ospite che non è detto che voi conosciate così, ma invece sì. Guido!
Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Non ci vediamo da un po', complimenti per quella bella intervista. Grazie. Molto utile, anche agli sciacalli. Qualcuno. Poi prendono quello che vogliono loro, in realtà, vabbè, però. Sì, non bastava Fabio, adesso c'è pure l'ottimo e geniale Giovanni che mi informa. Insomma, non vincevamo da quel famoso raccambolesco 3-2 con doppietta di Zelo da fuori aria e gol guascone di Dries Mertens in capì sul secondo palo della porta dietro la curva B. Poi solo brutte partite. Napoli vince, saranno contenti i risultatisti, ma dura 30 minuti, nemmeno 45. Inizia proprio bene, nonostante le molte difficoltà, perché poi Conte l'ha detto, ha dovuto cambiare non solo formazione, ma il piano di gara, immagino quanto sarà stato incavolato, ma inizia tonico, con gamba, con qualità, a parte un gol bellissimo, il primo, quello che spesso sottolineo io, perché Politano, se lo vede, toglie il tempo al portiere e al difensore, finalmente tu tiri subito senza aggiustartela e riaggiustartela, altrimenti lì gliel'avrebbero murato. Poi vabbè, la tira anche benino, l'angolino basso. Un gol strano il secondo, bellissima azione, però vedi il calcio a volte è strano, tiri pulito e non ti entra per un millimetro, prendi il terreno di gioco, no? Perché quello non la voleva prendere quello strano rimbalzo. Poteva anche fare qualcosa di più in quei 30-32 minuti di ottimo calcio, dobbiamo dire. Napoli per 30 minuti ci ha deliziato e poi dobbiamo capire, si è abbassato troppo, il Milan si è alzato troppo. Una cosa non devi fare col Milan, giocare nella tua tre quarti, perché sappiamo il Milan ha molta qualità davanti ed è un po' smemorato, come siamo nella fase difensiva. Un po' allegro. Sì, allegri. No? Non allegri, ma allegro. Chissà se poi si ritroveranno. Secondo tempo di grandi palpitazioni, abbiamo sbagliato delle ripartenze per scelte sbagliate di passaggio, per precipitazione. Abbiamo rischiato tanto, un rigore veramente regalato del Milan, battuto malissimo. Vabbè, poi ci verranno a suonare a casa, ma il rigore è battuto lento, ciabattato, impreciso, a mezza porta. Però bravo Meret, perché se voi rivedete soprattutto il replay dal basso, resta concentrato con gli occhi su palla e giocatore, quindi lui non ha scelto intuitivamente l'angolo, l'ha proprio cercato, perché ha capito dai movimenti di gamba, di piede del pallone che avrebbe tirato in quella posizione. Poi gliel'ha tirato lento, non angolatissimo, e lui stava lì e gliel'ha bloccata addirittura in un solo tempo. Quindi attenzione, rigore è battuto male, ma Meret molto bene. Non è io battezzo un palo, mi butto così provo, no, l'ha deciso. Lo vedete molto bene dall'azione dal basso, vedete i suoi occhi che non si staccano mai dal dischetto, dal pallone, dal piede. Vanno anche apprezzati dei gesti tecnici dei nostri calciatori. Lo mettiamo questo cosa, è Billing che posta la foto di Meret dove dice grazie Fratem. Sì, perché poi mancavano ancora tanti minuti, potevi rischiare. 7 è la classifica Guido dell'Inter, tantissimo, e ha ancora una partita dove la può aumentare, il Bologna, dove pareggiando manterrebbe i più 7, che sono tantissimi. Noi dobbiamo solo vincerle tutte e avere il misero più 2, che come avete visto non basterebbe per vincere lo scudetto. Quindi stiamo a più 2 in questo momento, che è più 0 oggi. Sì, oggi è 0, col Bologna è 0, sono tutti 0 adesso. Cioè, sì. Quindi noi vincendole tutte manterremo questo più 2 e devi sperare che l'Inter faccia 2 pareggi almeno su 8 partite, sono veramente tanti, su 8 partite 2 pareggi. Non pensate che sono 3 punti, sono tanti 3 punti da recuperare questa Inter. Dovevamo essere noi sopra e soprattutto
prima dello sconto diretto, poi con lo sconto diretto era da vincere, altro che buono. Guido, Poi, approfitto, visto che io in reaction a prima acchitto, a prima visione live mi sembrava fallo di Billing, rivedendo il replay, onestamente no. Marco ci dice, io lavoro a Lissone, vi assicuro che era fallo per il Napoli, quello di Billing senti, su Teo. voi conoscete la mia posizione, che forse è fin troppo intellettuale su questo. Tra l'altro le parole di Gravina ci inquietano, non siamo pronti ancora per la spiegazione del VAR. No? Perché non siamo pronti? Dobbiamo imparare. Mi ricordo, voi siete giovani, quando passò il referendum Segni sul maggioritario, una tribuna politica con Occhetto che era terrorizzato di lasciare, quindi insomma estrema sinistra, non i Fratelli d'Italia di adesso, insomma, un momento, perché mai sia tu lasciavi al popolo, non siamo mai pronti, quindi che sia per votare, che sia per capire la cultura, che sia il calcio, non siamo mai pronti. Vabbè. Sì, cioè, da seconda dell'inquadratura, secondo me non c'è malizia, cioè non va, cioè quelli vanno a cercare il pallone, perdono il contatto visivo l'uno con l'altro perché si intrecciano. Da un'inquadratura sembra un po' anche una furbata del milanista, ha detto io la gamba davanti ce la metto, se lui poi me la mette in mezzo, però tutto quello che io vi dico non vale niente, io non sono un ciaccire nessuno perché avete visto, ha ragione, se l'arbitro dice rigore per contatto te lo spiega, intanto sai che ha visto quello e quindi puoi giudicare da spettatore, lui ha valutato quel tipo di fallo, c'è corrispondenza tra quello tipo di fallo disciplinato dal regolamento del calcio e quello che abbiamo visto, tutto il resto sono chiacchiere inutili per dire. Vedete quanto sarebbe utile, perché tu dici fallo di mano volontario, dici allora sappiamo che è quello l'articolo del regolamento del calcio, poi uno può dire ma non è quello, non c'era quello, allora diventa anche più proficua la discussione. Quindi io ti dico che mi sembra molto maliziosa, però l'ha fischiato, è un po' come Inter-Napoli, e possiamo dire che a un girone di distanza non è cambiato nulla e questo ci deve far riflettere, con tutto che abbiamo Conte, lo Juventino Conte, che tra l'altro è stato pure ammonito, sì, era uscito di un po', lo diciamo con grande serenità perché non abbiamo né faziosità né prosciutto con gli occhi, e dici ma Guido Inzaghi viene addirittura a casa tua a citofonarsi, lo so. E tra l'altro gli offro delle ottime cose perché noi ci teniamo tra madre, moglie e cose a far mangiare bene le persone, è sempre gradito. E che dobbiamo fare? Non l'ammoniscono, ha più minuti lui in campo che Milik, e che dobbiamo fare? È vero. Tra l'altro era una palla che non era uscita, se non mi sbaglio le sue proteste vengono su un fallo laterale sì, non dato, nel senso però vabbè, ovviamente. No, ma era in trance totale, cioè Oriali l'ha arginato, manco fosse uno scudo di guerre stellari, è stato... Mi piace come chiusura del discorso rigori, Billing ingenuo, Teo Marpione, mi sembra corretto. Voi, chi insomma segue il canale di Valerio e purtroppo mi sopporta da un po' di tempo, sa veramente che non c'è nessuna faziosità. Poi posso sbagliarmi, l'impressione ai vari replay effettivamente che dice, non è che dice io vado lì, lo devo chiudere, e che proprio cercano il pallone, perdono visivamente il contatto, poi lo voglio rivedere pure, però non è quello sgambetto, quella furbata. Comunque è tutto inutile, l'ha dato subito senza VAR, cioè, subito ha indicato il dischetto, quindi il VAR non l'ha richiamato a questo punto perché se era un chiaro e evidente errore, oppure non lo sappiamo perché non abbiamo l'audio. Insomma, Guido, la storia è sempre la stessa. È il Napoli che si abbassa. Da un lato è negativo, scusa Vale, perché attenzione, da qui alla fine sai quante cose possiamo subire, io non sono complottista. Da un altro lato sicuramente oggi Meret torna a casa contento, anche agli occhi dei compagni, lui ha fatto il suo, è rimasto concentrato, ha visto il giocatore, non si è buttato prima, se tu non lo tiri perfetto, il portiere resta concentrato, il rigore lo pari, se lo tiri angolatissimo, li abbiamo visti in queste
queste partite di Champions, rigori eccezionali. Vero. Allora, la domanda che io ho per te è più o meno la solita, perché è capitato altre volte e continuerà probabilmente a capitare. È il Napoli che si abbassa, è la squadra avversaria che ti chiude. Ci Io credo abbassiamo che prima del cambio modulo, non è il cambio modulo che ci porta a Io abbassarsi. credo che oggi, però ragazzi, questa è una sensazione. Io non sono il Vate, non dico a nessuno che non capite di calcio, questo non è un numero, non è una statistica, è una sensazione che oggi sia stato più un calo di personalità. Non mi è sembrato un Napoli stanco che arriva secondo sempre sulla palla, cioè, comincia a pesare come il tiro agli ultimi secondi, pesa molto di più, perciò la dai a Michael Jordan. Mi è sembrato questo, però posso sbagliarmi. Il che da un lato di nuovo può essere positivo, perché dice se il Napoli ha finito proprio già adesso le energie, come fai le prossime 8 partite? Dall'altro lato, però insomma questa personalità la devi cacciare fuori, può uscire fuori come no, quindi non è automatico. Però oggi il braccetto, no? Si dice nel tennis, rispetto a altre volte è stato più ordinato. Sai, la qualità del Milan è maggiore, cioè i punti col Venezia potrebbero costarci uno scudetto, può darsi che perdiamo altri punti da qui in poi. Venezia, che noi dicano, peggio ancora del Como, cioè una squadra con tutto il rispetto sportivo, umano, per la città, eccetera, poi non c'entra niente, però non è insultare l'avversario, proprio modesto, una squadra da B, poi può darsi che si salva con 32 punti, quest'anno ti salvi a 32, manco a 31, eccetera. Però 2 punti buttati proprio male. Milan la qualità ce l'ha, è una società che non si sta capendo quello che deve fare, un allenatore così, e quindi è più facile. La Roma ha avuto la forza, la lungimiranza e anche la grandezza societaria di andare personalmente a pregare Ranieri di sollevarla. La Roma è prima in classifica da quando c'è Ranieri, girone di ritorno pazzesco, le società contano, vale. In questo momento il Milan ha tanta qualità, ma è una nave in mezzo all'oceano, non sai dove va a sbattere. Quindi oggi bene 3 punti, ma dobbiamo migliorare per stare lì. Non è facile recuperare, ragazzi, 3 punti, perché io guardo sempre le cose in prospettiva con la famosa classifica, però stai lì. La prossima partita è una partita decisiva per il Napoli per 2 risultati su 3, nel senso che vale anche per la Champions. Il Bologna si è rifatto sotto. Se oggi possiamo dire il Napoli avesse perso, ragazzi, col Bologna metteva in discussione diventava uno scontro diretto per quel posto, certo. Quindi un pareggio col Bologna sarebbe game over per il campionato, ma metterebbe un serio paletto a terra per la Champions, perché comunque ti tiene lontano. Chiaramente la vittoria è quello che i tifosi azzurri auspicano, mantiene vivo il sogno, e a questo punto la Champions è vicinissima, e non sarebbe male, perché non dico costringe, perché poi comunque il Napoli conosciamo sempre comunque quello che fa, però uno dice guarda che a tante giornate del termine, lo abbiamo fatto nel triennio meraviglioso del maestro Sarri, non è sapito un cavolo, che noi a marzo eravamo già qualificati per la Champions e sempre indietro sul mercato, però uno dice non è che dobbiamo arrivare poi al 15 settembre che ancora aspettiamo il giocatore, perché la lotta Champions con la partita col Bologna, non sbagliarla significa che poi veramente c'è una mucchiata tremenda tra Lazio, Juventus, Bologna, insomma c'è Roma-Juventus la settimana prossima. Sì, e quello stabilisce se la Juventus rientra in corsa prepotentemente o se la Roma completa, tra virgolette, una rincorsa pazzesca, anche se si porta poi al quinto e non al quarto, perché il Bologna è ancora distante. Ci sono 2 considerazioni da fare. La prima sul campionato, che hanno detto tanti, follia pura, noi avevamo, basta contare i punti, il calendario peggiore, perché nelle prime 12 partite noi affrontavamo tutte le sorelle e anche le cugine, Bologna appunto, e hai perso infatti tanti punti.
Nelle prossime 2 partite il Napoli giocherà tutte e 2 le volte, con oggi sono 3, dopo l'Inter, che affronterà il Real Madrid-Parma, per dire, mi sembra il Cagliari, l'Empoli, mi sembra. Ancora Kivu. E anche oggi tu hai giocato, cioè comunque -6, cioè hai vinto, non hai fatto niente, non è che hai guadagnato. Diciamo che l'Inter vince la prossima volta con Real Madrid-Parma, che non è proprio difficilissimo, poi, e sei di nuovo a -6, cioè comunque devi vincere col Bologna, e in questo momento il Bologna gioca veramente un gran calcio e non è facile, e non hai fatto nulla, stai a -3. L'altra domenica di nuovo giochi dopo l'Inter, quindi la pressione si farà sentire. Seconda considerazione sul discorso della programmazione, Massimiliano Gallo, citiamo quelli bravi, anche quelli che hanno una certa signorilità, ha scritto un articolo parecchie settimane fa, è iniziato il lungo addio, non so se era una citazione del grande romanzo di Raymond Chandler, probabilmente, anche se ormai è un'espressione del linguaggio comune, di Conte. È iniziato il lungo addio di Conte. Io non so quanto sia lungo, se è lungo questo fine stagione e si fa un altro anno, però le parole di Manna, le parole di Conte, è iniziato il lungo addio di Conte. Non so dirvi, non è pessimismo, se è un lungo addio 8 partite più 38 o solo 8, però insomma, non prendiamoci in giro, perché le famose 3 stagioni ce la siamo detti dall'inizio, non... Ma sarebbe un unicum sia per Conte che per De Laurentiis alla fine, perché non sta accadendo più. Quindi diventa... Vabbè, ma che raccontino determinati personaggi, ci sono delle cose successe quest'anno, noi le abbiamo captate prima, poi dopo, non so, ripeto, quanto grave, non so se sarà infatti il lungo addio, non l'addio, è giusto anche il titolo, ripeto, non so se è una citazione letteraria, e sarebbe cultissima, perché è uno dei capisaldi della letteratura noir degli Stati Uniti e non solo. Premio Edgar letterario, tra l'altro, come romanzo. Oggi Mann ha detto sì, ha 3 anni di contratto, ma bisogna, come fece per Anghissà, tutto bello, però come disse alla fine della conferenza stampa riguardo Anghissà, bisogna vedere se ci saranno le condizioni. Comunque l'ha detta questa frase, infatti queste condizioni su Anghissà c'è un punto interrogativo, è stato onesto nel lanciare dubbi, e su Conte comunque è stato onesto, non è che ha detto non rompeteci le scatole, noi ci vuole programmare, stiamo facendo, ma d'altra parte, Guido, la risposta c'è il contratto, l'abbiamo sentita anche per Kvar, il contratto non significa niente, stiamo parlando del calcio, quindi che anche Conte ci risponde, io ho 3 anni di contratto, non serve a niente, non significa niente, perché le cose cambiano e si va avanti. Mi piace questo messaggio di Filippo, che parla giustamente del trofeo, cioè arrivare secondi ci permette poi di giocarci la Supercoppa. Dove sta? Me lo so perso. Ah sì, è vero. Quindi se non cambiano il regolamento quest'anno. Perché già la rabbia ha detto a noi sto Bologna non ci convince, Atalanta, Fiorentina. Dobbiamo gestire almeno il secondo posto nella Supercoppa, fa sempre piacere provare a vincere un trofeo. Quindi se non cambiano la cosa è chiaro, primo e secondo del campionato e finalista e vincitore della Coppa Italia. Allora, fammi dire 2 parole, perché ho letto il messaggio, se lo vuoi rileggere, recupera quello su Maximiliano. Sì, stava qua, eccolo. Vituperato. Sì, io ho cominciato a leggere il Napolista quando non lo leggeva nessuno, ed era un sito di nicchia super snob, cioè. Ho avuto anche il piacere una volta di chiacchierare per più di un'ora con Massimiliano durante una presentazione, dopo la presentazione del libro. Lui rimase sconvolto dal fatto che, insomma, un po' della mia memoria e poi dell'esperienza dell'Eiser, mi chiese un sacco di cose su quell'esperienza. È una persona indubbiamente molto intelligente, scrive in maniera estremamente piacevole, cioè uno dei pochi giornalisti che ancora scrive, e quindi non fa assolutamente, infatti non sta nelle trasmissioni, ha una linea editoriale napolista ben precisa che non nasconde, cioè loro fanno politica attraverso il calcio, lo dicono, ed è molto onesto, può piacere o non piacere, ma è manifesto dall'inizio. Una volta fu costretto a scrivere un editoriale, mettetelo, ha un'idea di Napoli, della napoletanità, che io tra l'altro sposo in pieno, perché tutti i napoletani che come Valerio, come Tore, umilmente io, eccetera, che hanno fatto esperienza all'estero, noi ci girano molto le scatole di un certo tipo di
piagnisteo, di vittimismo, di quel tirare a campare modesto, non nella fantasia del sapersi arrangiare quando c'è un'intervista su due cose totalmente diverse, e per questo spesso viene attaccato. Quando secondo me, dove sbaglia, ma è solo secondo me, fa entrare determinate valutazioni politiche nelle valutazioni di campo, le sbaglia. Però diciamo la sua visione è una visione onesta e trasparente, può non piacere, ma vi assicuro, ci ho parlato, che non è mai stupidamente provocatoria, non paragonato, non lo devo difendere, non sono amico, cioè, ci siamo incontrati una sola volta, probabilmente non si ricorderà manco di me, ma veramente non è mai provocatoria. È figlia di un'idea proprio di Napoli, che in questo io la sposo, cioè io sposo un'idea di Napoli che è ok capitale, ma l'ho detto a un amico che adesso si è candidato singolo in un'altra città, mi sono rotto le scatole, lui ha detto Guido guarda che è una frase bellissima, la copierò in campagna elettorale, ho detto ok, tanto mi copiano persone che tu non conosci, e io ho detto mi sono scocciato di tutte queste città che dicono siamo la più bella nel mondo, il mare più bello del mondo, eccetera eccetera, sarebbe ora che una città fosse funzionale. Ecco, chiusa questa parentesi, che poi fanno zizzania, io me ne sto perdendo tutte le trasmissioni, non mi interessa, però non paragonatelo a determinati personaggi, sia per spessore culturale, sia perché non è provocatorio. Lui chiaramente il risultato è l'unica cosa che conta, ma lo dice, no? Nel senso, il calcio è bello se vinci, è una sua idea, non potete condannarlo. Poi dicevo, noi abbiamo un'altra idea, sì. Però vedete, almeno sono persone trasparenti, molto trasparenti. Chiusa questa parentesi, anche se non dovevo fare il difensore, però vi assicuro che, infatti credo che non ci siano trasmissioni dove, anche in radio, dove sia caduto in tranelli, si è messo a urlare, ha litigato, proprio perché sono altri personaggi. Tant'è vero che la scuola Guido qual è? Io nomino solo quelli bravi, gli altri no, hanno il diritto di essere nominati. Per me, Io ci provo, a volte non resisto. Arthur dice, perdonate, a me non piace Conte, posso dirlo? E come no, come no, assolutamente sì. E questo va al di là, è bello anche parlarne dopo una vittoria, perché sottolinea un concetto di calcio, di idea, di filosofia anche sportiva. Guarda, se uno, adesso parliamo tra di noi, no? Amiche belline, è il compleanno di mio fratello, mi sono attardato e ho visto che è il compleanno della nostra amica, quindi di Angela, auguri, auguri Angela. Data meravigliosa, ma io sono di parte. E tra l'altro l'unico segno zodiacale, io che non credo ai segni zodiacali, che conosco, Ariete per dire, perché non conosco nessun segno zodiacale, dei 12 segni zodiacali uno solo, ma per il semplice fatto che mia nonna diceva sempre tuo fratello è Capatosta, è Ariete, perciò non sono quello di mio padre, di mia madre. Ci sta come riflessione, sì, adesso continuano a chiederci. Conte, nel senso, se una persona dice io non amo, non c'è niente di male, anzi è molto meglio essere onesti che quelli che sono un po' sibillini. Ci sta. Fernando ci riporta al discorso, ma Conte dove va? In Italia non trova nulla di meglio ora. Questa diciamo, è un'affermazione fragile, che non vorrei fosse figlia del bombardamento mentale di determinati personaggi. I sigari, come si chiama, dove va? Se quella è l'idea, perché uno si è fatta un'idea e si è autoinnamorato di quest'idea, per me, ripeto, queste sono considerazioni, non verità assolute. Mi sembra un po' fragile. In più, noi abbiamo visto un Nainggolan dal Cagliari rifiutare il Napoli e andare alla Roma, che non faceva la Champions, e non facciamo l'elenco, almeno una quindicina di giocatori che hanno. C'è un giocatore che era Rabat, che è andato alla Fiorentina, che non faceva nulla e non è andato a Napoli. Quindi, perché? Uno può preferire. Contemporaneamente c'è McTominay che lascia Manchester United e viene da noi. Lì è stata una grande intuizione, perché comunque la puzza di bruciato è da tempo che si sente a Manchester. È vero che hanno vinto la Coppa, la FA Cup, e che per l'Inghilterra è un trofeo prestigiosissimo, perché comunque il torneo all'eliminazione diretta più antico, calcisticamente parlando, al mondo. Però sono tanti anni che, da quando ha lasciato Sir Alex Ferguson,
non c'è stato il cambio di testimone, il passaggio di testimone, scusate, come per il Liverpool. Stanno andando, hanno avuto anche Mu, cioè, stanno andando un po' così. Non era titolare fisso, non è la bandiera irrinunciabile Conte comunque un po' di assi nella manica ce l'ha, poi li ha chiamati sia quelli che devono rimanere, gli altri personalmente, e secondo me ha fatto una scelta giusta, perché comunque sta vivendo una stagione da protagonista, un campionato, comunque siamo ancora lì in lizza, cioè, tecnicamente sono solo 3 punti, quindi però è una situazione, bisogna vedere se fanno questo stadio bellissimo, perché hanno l'obiettivo di fare lo stadio che deve essere non solo più bello di quello che adesso è considerato il più bello, il Bernabeu, ma anche quello che deve essere il più bello, che superare il Bernabeu, il nuovo Camp Nou, che è ritardissimo, non si sa quando lo finiranno. Questo perché De Laurentiis lui dice domani finiamo i lavori. Non è facile oggi portare a termine questi lavori, anche in nazioni che sono molto più avanti e precise con certe metodologie. L'Everton doveva inaugurare e giocare già quest'anno il suo stadio, a questo punto giocheranno nella prossima stagione. Questo è un capitolo che poi affronteremo, per dire, però insomma il Manchester in questo momento, Manchester United, è una società che si deve ricalibrare. Mi piace questo messaggio di Giancarlo che dice: Conte e il Napoli si sono valorizzati a vicenda quest'anno, l'uno serviva all'altro, un matrimonio di interesse riuscito, ma meglio delle dichiarazioni di amore fasulle. Osservazione, affermazione che sposo in pieno, sì, si sono serviti a vicenda, il punto è programmare, ed è utile capire con chi devi programmare. Il discorso è proprio quello che facemmo, lo anticipai io e poi me lo sono ritrovato, ma non perché ci ha copiato le parole di Max, perché è un discorso abbastanza banale, che attenzione, detto Conte è un allenatore che ha vinto più del Napoli, allora noi con questi allenatori dobbiamo entrare in un meccanismo diverso e non l'abbiamo fatto in passato. Quest'anno c'è stata una novità importantissima che sta dando enormi frutti, che è il signor Lele Oriali. Stai sentendo spifferi, litigi, cose strane degli spogliatoi? Blindato. Poi ci sarà stato pure, perché 9 mesi sono lunghi da passare, un campionato, eccetera, quello sì. Blindato. Stai vedendo giocatori che escono dal campo e fanno sceneggiate all'Insigne, eccetera? Niente. Vero. Stai vedendo Conte che addirittura ogni tanto Oriali che era andato a calmare là. Questo è solo quel pochissimo, il 10%, il 5% che noi spettatori possiamo vedere. Non sai durante la settimana tutto il lavoro di ricucitura. Il Conte l'ha detto, comunque lui è come se fosse un secondo, ci sono delle cose che delega al suo staff. E questa è una figura importante che fa fare un salto di qualità alla società, anche a livello proprio di immagine, cioè vedere delle cose che ci mortificavano lì, a me non piaceva, come ci sarebbe più interessante vedere conferenze stampa anche con un passo diverso, ma questo non dipende né dal signor Lele Oriale né del signor Antonio Conte. Chiusa questa vedi che la domanda poi viene al tifoso, dice: Conte si porta via anche Oriali? Assolutamente. Fateci caso, lui dopo la questione, lui lo conosce. Oggi penso che li abbiate visti, e se non li avete visti sono per distrazione, ma sono sicuro di sì, perché le amiche Bellini e amici Bellini sono attentissimi. Avevamo niente Antonio Careca, che io continuo a pensare che doveva essere il nostro vicepresidente, come Zanetti all'Inter, e anche Alemao, per dire, sai, compostissimo, comunque si mantengono anche, cioè, fisicamente snelli, ma non è quello, non è che io lo volevo perché per riconoscenza o come qualcuno ogni tanto mi provoca per Mertens il Tupulì, no, perché c'è una qualità umana e calcistica professionale che mi può dare, poi che io possa essere legato affettivamente a un calciatore non serve a niente, anzi sarebbe sbagliato che solo perché ci sono affezionato, eccetera. Ecco, la cosa che noi ci siamo detti, non si deve più tornare indietro,
quando si spera il più lontano tempo possibile il signor Oriali e il Napoli, le loro strade si separeranno, hanno detto ormai abbiamo capito che questa figura è una figura non solo non è per nulla di facciata, è una figura di sostanza che fa togliere o aggiungere, a seconda se c'è o non c'è, energia o punti, polemiche, a seconda se c'è o non c'è. Questo è il futuro, ho detto, questi tipi di personalità che hanno carisma, esperienza, che non hanno bisogno neanche di parlare, di urlare, e se proprio succede significa che le cose sono scatafalche. Quella che è mancata al Milan quest'anno, perché Ibrahim, vedi, lì la gente si fa sedurre dal cuore il fatto che è stato un grande campione, eccetera. Non è detto che tu sia un grande dirigente, perché devono entrare in campo altre valutazioni e non è detto che tu abbia quelle qualità, non è una critica a nessuno, è come tutti, una persona può saper disegnare e fa il grande fumettista, e una persona non sa disegnare, non è una brutta persona, l'importante è che non disegna fumetti, no? Perché sennò lì è un problema, e questo è il fatto. Allo stadio, quando è stato presentato il famoso quando è stato presentato e partito il famoso Care tira la bomba, sono stato sinceramente a poco da piangere. Quello è l'aspetto che il giocatore non di piedi da fase, eccetera, è che ogni volta che è venuto e viene le valutazioni, la lucidità, e poi vi ho detto Careca, vi spiegare secondo me perché era utile, perché è un personaggio che ha vinto e ha perso. Ha passato le due, quindi non è solo il vincitore, sai come vincere, ma anche cosa significa affrontare la sconfitta e anche cosa significa affrontare probabilmente una delle pagine più delicate e dolorose e uniche della storia del calcio Napoli, no? Quando Maradona è stato squalificato. Quindi è una persona, perché tu devi sapere, quando mi insegnarono a guidare, poi feci anche la scuola di guida veloce, il mio insegnante mi disse: tu devi imparare a sapere andare molto veloce in curva per non andare veloce in curva, per non essere quel cretino che va con la macchina veloce. Però in caso di bisogno tu devi saper guidare, sapere che significa poter tenere la macchina in curva a quella velocità. Ecco, Carega è uno che saprebbe tenere la barra dritta nel buono e nel cattivo tempo, dal mio umile, forse sbaglierò punto di vista, perché ha vissuto diverse, un periodo non lunghissimo, ma diverse fasi molto buone, esaltanti, anche quel 1° maggio 1988, che insomma, e tu devi, una cosa è l'esperienza diretta, una cosa è sentito dire, questa era secondo me, e poi insomma una persona che è lucida, tu devi mettere una persona che aggiunge qualità, ma questo è un mio sogno perché non avverrà mai, per dire, anzi probabilmente proprio quando io lo dissi, De Laurentiis disse queste persone non lo dobbiamo mai contattare perché comunque mettiamo in discussione suo figlio come vicepresidente. Una scuola di guida, una scuola di guida. Sì. Leonardo si chiamava il mio istruttore. Ah, pure io me lo ricordo. Ci sono dei momenti che tu te li ricordi per forza, perché fai sempre lo stesso errore. Quando non mettevo la terza, mettevo la prima di nuovo. Antonio Careca ha una conoscenza del calcio sudamericano, brasiliano soprattutto, pazzesca. Fonte incredibile, lascia così perché per qualcuno prima del 2024 non esiste nulla. Sì, ma oltre a dire che è una conoscenza, immagini rapporti umani di alto livello, perché comunque parliamo di un nazionale del Brasile, non di uno scappato di casa, cioè una persona, quella che ha fatto una grande carriera, però penso che sia stato abbastanza chiaro, detto, quello è un surplus che può essere di aiuto al direttore sportivo perché tu hai un'ulteriore persona con cui confrontarsi, ma stiamo parlando di un sogno, cioè, come ha detto qualcuno, Napoli quando era agosto settembre, quando fu acquistato, quando fu preso dalla del fallimento. Fernando, sei sciocchino se dici così, perché prima di tutto non ti ricordi bene il momento, e Guido già l'aveva spiegata questa cosa. Però non è detto che la cosa poi conferma cioè esclude l'altra, perché potrebbe anche la Juve poi naufragare così e Conte se ne va proprio per riprenderla la situazione, perché Conte viene sempre chiamato in queste cose qua. Io no, ma a parte che sorrido, poi figurati. Premesso, io posso fare 1000 errori e ne faccio della vita. Quello non solo non è un errore, ma è proprio, mi spiace, ho visto giusto. Innanzitutto c'è un prima e dopo, tu devi vedere in quel momento. È sicuramente un Napoli più convinto, più coraggioso, più avanti, eccetera. Quella partita la va a aggredire e la porta a casa, fu un po' prudente.
le cose alla Juve sono andate male, ma quello è un altro mondo, possiamo anche provarlo in due parole a dire, probabilmente intanto con la Juve non c'è tempo, la Juve è figlia della Juve stessa. Dovete sapere, per dire quanto sono avanti, una cosa che già vi ho raccontato, era un ritiro vicino del Napoli, e erano 3 colleghi che non nominerò mai, e io feci tutto un discorso geopolitico, cioè, e dissi, il Napoli aveva appena regalato uno scudetto, quello famoso al Milan, quello di Cassano, e noi prendemmo Ruiz e Mascara. E io dissi, questo è il momento dove va bloccata, perché Andrea Agnelli ha delle idee particolarmente bellicose, non so, vincerà 5 scudetti e poi vorrà vincere gli altri 5 perché vince la Coppa Campioni o Champions League, anche perché c'è una faida interna, cioè, mi trattarono come un cretino. E aggiungi, c'è una sola squadra che bloccherà la Juve e sarà la Juve 2.0. La Juve ha vinto 9 scudetti e la Juve 2.0, Conte, Marotta, con il sistema Juve che aveva un controllo di un sacco di giocatori, buchi di bilancio, ha bloccato la Juve quando c'era solo la Juve, adesso ci sono più la Juve. Quindi occhio che ero 11 anni avanti rispetto ai colleghi. Qual è il problema? La Juve ha vinto molti scudetti che non doveva vincere, speculando su un calcio brutto con tante situazioni che conosciamo, e qua non è ed è stata anche brava ogni volta a abbassare il livello, cioè, giochiamo ancora peggio, e poi li paghi. Abbiamo visto che ci sono, comunque c'è un triennio che poi John Elkann, per quanto lo sfotte, uno che viene ospitato dal Vase, ha fatto il più grande capolavoro della storia, perché non gli hanno tolto nulla alla Juve, nessun titolo, nessun punto, non ha avuto tecnicamente manco la squalifica UEFA, perché loro hanno rinunciato a fare cosa, per loro l'anno dopo hanno potuto fare le coppe. Su questo De Laurentiis aveva ragione a livello non solo di diritto, di logica. Se quegli scudetti sono comunque frutto di regole di bilancio strane e grazie a quello si è andati in Champions, è inficiata anche la partecipazione al campionato del mondo per club, però non è andata così, per dire. Il quale è il punto? Che non vincono da tanti anni, c'è questa ansia da prestazione. Giuntoli lo sa, non è che può dire io faccio un progetto da 4 anni triennale anche se il facciamo, e ha dovuto anticipare i tempi e far fuori tutta la vecchia Gli guardia. azionisti come li mantieni? Forse Motta non era l'uomo giusto, così, però hanno tempi diversi, hanno fatto fuori troppo. Per esempio, secondo me io mi sarei tenuto il portiere Chesney. Sì, se ti dico calcisticamente, non per affetto, per qualità, per carisma. Secondo me è vero che devi fare, chiudiamo questa parentesi, non puoi fare in 4 anni il ringiovanimento, cioè, della rosa, però un paio di pilastri di esperienza li devi tenere per tante cose, perché anche una stagione dove vinci le prime 7-8 partite, le stagioni hanno dei momenti di criticità e lì servono determinati giocatori. Poi comunque è forte, tant'è vero che lui non voleva andare a giocare in questi campionati così, ha detto mi ritiro, l'ha chiamato il Barcellona e lo sta corteggiando per rinnovargli un altro anno il contratto, quindi non era manco un giocatore finito, no? Però è un capitolo a parte. In quel momento loro erano un po' più avanti, perché noi eravamo una squadra ferita che ci dovevamo curare in costruzione, eccetera. E loro è venuta anche molto presto quella partita, ragazzi, non è che è venuta la 15ª giornata, ricordiamo quando. E poi cammin facendo io vi ho detto anche altre cose e non li ho sbagliati, però va bene. Ci ritorneremo, perché poi c'è stato anche un discorso tra l'altro John Elkann ha scanciato un finto seminamento di capitale di 15 milioni per anticipare l'esonero, e ha già previsto 110 milioni di nuovo aumento di capitale, nonostante gli ospiti di vari arrivati non si faranno altri aumenti di capitale. Come non li farà? Poi c'hanno pure il mondiale per club che porterà soldi. Voglio recuperare, visto Pino ha lasciato un messaggio vocale come un treno su questo capitolo, sintetizzando, non ha previsto il capitolo Juve, ma l'ho sintetizzato con un ritmo secondo me eccessivo. Però, no, Guido, ma io ho pensato, e lo dico tra di noi faremo delle piccole pillole su tutte le squadre, perché io mi devo divertire. Sì. Il Napoli è un argomento quasi banale, interessa a tutti quanti, però io voglio, dato che non mi fido più del racconto degli altri, quando raccontano il Napoli ci dicono balle, sì, ho il sospetto che anche sulle altre squadre non ci dicono la verità, quindi voglio andare ad approfondire tra di noi. Dovete sapere, Valerio è una persona molto educata. Non è perché qua ci facciamo i complimenti,
ha capito il momento che sto vivendo, cioè, quindi cerca di disturbarmi e non mi disturba mai, il meno possibile. E ha fatto una sorta di puntata pazzesca, per quanto estremamente lacunosa, dove non mi ha chiesto nulla, quella sullo stadio e i centri sportivi. Perché mancano un sacco di cose, sì. Ah, lo so, e ne sono No, consapevolissimo. bisogna vedere tu che cosa riesci a recuperare dagli Stati Uniti come video, eccetera. Però chiudo questa parentesi. L'anno scorso De Laurentiis disse che il centro sportivo, la prima pietra l'avrebbe messa a settembre. Dico io, Presidente, visto che 2024 almeno cambia mese, diceva la prima metto il 10 ottobre. Perché poi c'è un pazzo come Valerio che fa una sorta di riepilogo dove riesce a recuperare il 60% di questa epopea che manco i Promessi Sposi, e tu dici ma quante volte abbiamo sentito? Allora poi diventerebbe difficile, vedi, perché sì, ma settembre non è lo stesso settembre, è questo settembre 2025, ma era anche il settembre 2024, quindi sul Napoli poi ci dicono sempre le stesse cose, ma gli anni passano. Hai ragione, infatti questo già risponde così. Volevo riascoltare un vocale perché Pino ci ha raggiunto dopo. Vado. Amici bellini, saluti da Torino, come sempre, come tutte le volte. Andiamo in sofferenza al secondo tempo. La conseguenza del partir forte di questo Antonio Conte che comunque spreme i giocatori, gli fa dare tutto il massimo, poi dopo crollano. Che è così, purtroppo la situazione è questa. Dobbiamo più che altro rilevare nei cambi una certezza che purtroppo al momento non abbiamo, quindi teniamo duro, sfida a Bologna lanciata, ce l'hanno anche loro tra qualche giornata. Bologna brutto trittico, mamma mia, becca il Napoli, poi l'Atalanta e poi l'Inter. Cerchiamo di rosicare punti qua, perché poi ce li hanno loro. Continuiamo a crederci. Forza Napoli. Ciao a tutti. Grazie Pino. Neanche le virgole cambierei di questo vocale. Garbato, calmo, di buonsenso. Non aggiungiamo nulla. Ma sì, perché... Opta Dario, per la prima volta nella sua storia il Napoli esce imbattuta in stagione da tutti e 6 i match contro Inter, Milan e Juventus. Citiamo, riportato. Sì, ma infatti questo girone di ritorno noi stiamo molto bene con la classifica guido negli scontri diretti, ma abbiamo pareggiato con Udinese, Venezia, perso col Como, e lì, e soprattutto se ambisci allo scudetto non puoi con le altre 13 perdere una partita, puoi concedere 2 pareggi. Infatti è quella sconfitta lì che ci sta fregando, ragazzi. Oppure dice vabbè, hai perso quella partita, allora non puoi fare che pareggi anche col Venezia, perché quel pareggio da solo, se tu venivi da un filetto di vittoria, non ti pesa, però aggiunto a quelle altre partite pesa come un macigno. D'altra parte, Guido, io ho maturato un'idea che voglio condividere con te e con la community. Riguardando con grande onestà poi il percorso del famoso fieno in cascina che abbiamo fatto nel giro d'andata, ci sono state delle partite che noi abbiamo preso per i capelli, tipo quella di Parma, quella con l'Empoli, non che non la meritassimo alla fine, però presa per i capelli come alcune partite abbiamo perso per i capelli, cioè la Roma, cioè la Lazio. Quindi un pochino si sta bilanciando quella che secondo me è la forza che sta dimostrando il Napoli, cioè la migliore della classe così, forse no, però una squadra che si è rimessa in carreggiata ad essere una forza del campionato. Sono 2 sport totalmente diversi, tra l'altro parliamo di 2 campionati che sono distanti universi, ovvero l'NBA e la Lega Italiana di calcio. E quindi premesso che sono confronti disomogenei, sapete quanto io non ami i confronti disomogenei. Però la mia umile, poi io non mi definisco match analyst, cose, cioè uno studioso umile, e anzi studente, manco studioso, migliorò moltissimo quando incominciai a studiare, guardare, giocare a pallacanestro, che era molto avanti sul campo statistico, eccetera. Che cosa vi dico questo? Perché se voi guardate gli highlight, nelle ultime settimane, per esempio i miei amati Lakers hanno vinto una partita con un tap-in all'ultimo secondo di LeBron su
parabola col baleno di Luka Doncic, e hanno perso all'ultimo secondo su un tiro da 3 punti dei Chicago allo scadere della sinistra, anche se erano più avanti di 5 a pochi secondi. E dice, vedi, hai vinto e perso. In realtà, quando c'è stata questa famosa trade, anche se Giovanni ha onestamente detto io non sono un grande tifoso, non capisco niente, io gli ho dato la mia definizione, ho detto come se l'Inter cedesse questo, questo, questo. E io ha detto, ma come tutti la stanno definendo? Ho detto, no, tranquillo, non è così. Poi pagheremo dazio, è anche pesante. Quindi se tu valuti in queste cose, tu dici, lì, tu devi valutare lo sport in maniera molto complessa. È ovvio, dice, tu lì hai vinto, ma non è automatico vincere sempre soffrendo per un punto. Perciò io vi dicevo, la nostra media è un po' bassa, gli altri sono alti, è impensabile che l'Atalanta, non per chi o gufi, la tenga così alta, soprattutto perché tirano a sproposito, ma è una cosa è sicura, se noi continuiamo a tenerla così bassa, poi vedrete che delle partite non ti andrà bene, che chiudo il discorso che mi chiedeva Valerio, e la vinci risicata di 1, perché è troppo rischioso. Noi stiamo non sull'orlo del burrone, noi siamo sotto l'orlo del burrone, e quindi adesso siamo stati bravi perché abbiamo ottimizzato senza rubare nulla, con la forza, con la concentrazione, con anche la fame, perché bisognava riscattarsi dai meno 41 punti, cioè. Però su 38 partite, ragazzi, non può essere la regola. Nel calcio, per come viene analizzato, questa sì è una regola, invece dal 99% dei colleghi, cioè, tu prendi l'eccezione e quella la trasformi in regola. Ed è molto pericoloso perché, vedete, abbiamo avuto settimane dove il calendario del Napoli è più facile, quello dell'Inter è più difficile, vediamo dove l'Inter perderà punti, eravamo avanti di 4, siamo sotto di 3. Ma questa cosa qua quante volte l'abbiamo sentita nel corso degli anni? Centinaia di volte, si è mai verificata? No. Quindi una persona sana di mente dovrebbe dire una cosa che non succede. Valutiamo in una maniera diversa un campionato di calcio. La gente non lo vuole fare, va benissimo. Però Valerio, che invece vuole, lui è un altro studioso, vuole imparare, dice, raga, noi abbiamo fatto un percorso enorme e Conte ce lo diceva, e diceva anche stiamo andando oltre i nostri regimi, stiamo andando oltre là. Era onesto, forse anche troppo, l'ha detto anche De L'Oreali, che ha detto in quella bellissima intervista, ha detto Conte a volte parla anche un po' troppo, quindi non solo Gattuso. È anche la ragione per cui a Napoli mancano quelle 2 o 3 pedine per rendere la rosa veramente competitiva. Tu dici no, sulla carta te la puoi giocare sull'Inter. Noi ce la stiamo giocando nonostante siamo inferiori per tante ragioni, anche a livello societario, perché ci prendono schiaffi. Cioè. Quindi in realtà non è grande sfortuna. Quei pareggi che noi abbiamo avuto sono figli del fatto che una rosa, per tante ragioni, anche gli infortuni, che ha quei punti nelle gambe. Da questo punto di vista non dobbiamo essere né scontenti né arrabbiati, dobbiamo semplicemente goderci il percorso, quello che noi tra l'altro in questo canale diciamo sempre, e stiamo facendo il campionato che stiamo facendo. Nulla, potevamo avere un paio di punti in più, ma questo è il campionato del Napoli, perché non puoi analizzare uno sport, una partita da poche azioni. Se ti vedi l'highlight oppure ragioni, non è così. E determinate azioni, determinate situazioni che tu vedi nelle partite e che mi rendo conto nel corso dei mesi, degli anni mi hanno reso antipatico a qualcuno. Non è che io dico, Guido trova sempre il pelo nell'uovo. No, io vedo quelle crepe che mi possono causare quel -2 della classifica Guido. Ho detto, se questa crepa continua, io poi mi perderò questi punti. Se io la correggo, la sano, la stucco, la intonaco, eccetera, io non li perderò. Lì sta la bravura. Non è questione di essere risultatisti o di non ci accide nessuno, è vedere tutti i 96 minuti, e nei 96 minuti capitano tante cose, non solo il gol spettacolare, secondo me, e solo secondo me, non sono il Vatican. John dice che stai bene senza la barba. Ma era per protesta. Io non la porto mai perché dovete sapere, in 51 anni mio padre non mi ha mai fatto un complimento, 1,5 se possiamo dire, e una volta c'è stato il periodo proprio adolescenziale, che insomma mi venne voglia di portare le basette tipo dei film,
E lui mi disse: non ti azzardare a farti crescere la barba, perché la barba la portano le persone che hanno qualcosa da nascondere, tu non hai da nascondere nulla. Questo è più che... E io l'ho portata, una volta ve lo dico, uno dei primi editori che non mi pagava, io gli dissi: io mi farò crescere la barba fin quando non mi paghi. Poi l'ho dovuto tagliare perché comunque non ha pagato e gli fai causa, risultano nulla tenenti, queste cose all'italiana, eccetera. Quindi la mia prima barba lunga fu di protesta proprio contro... Anche questa volta era di protesta, ma non vi dico contro chi. Guido, è incredibile il distacco dei guadagni dagli sponsor di maglia fra le big d'Europa e le italiane. Il Napoli con 9 milioni da MSC e 3 milioni da Società. Real Madrid 260 milioni, Arsenal 140. Voi sapete che ognuno di noi ha i suoi pallini. Fortunatamente io non ho fissazioni nella vita, tanti difetti. Valerio, anche perché è un uomo internazionale, una volta fece una bellissima puntata sulle maglie di varie squadre, quelle belle, quelle così, quelle wow. È un suo pallino, la qualità, la tempistica. Per Valerio è importante. Oh, mi sto rallentando. Oh, però hai avuto un... a posto. Per Valerio è importantissima questa cosa. Il quando deve uscire, quello là. Io sono molto fissato sullo stadio, cioè, se vogliamo dire la fissazione, cioè, ci tengo molto. E un altro aspetto è la distribuzione commerciale della maglietta. Ovviamente che non è solo legata ai titoli. Per tanti anni il Manchester United è stata la squadra più ricca, anche se non vinceva quanto il Real Madrid. Ci sono tanti aspetti che rientrano, come anche la valorizzazione. Secondo me il Napoli, che detiene i diritti sportivi e di immagine, diritti di immagine dei giocatori, ha avuto nel corso degli anni, non ha avuto Cristiano Ronaldo, ha avuto dei personaggi, non parlo come calciatori, estremamente iconici. Cioè, non aver sfruttato l'iconicità grafica di un Marek Hamsik, oltre che è stato uno dei danni, secondo me, economici pazzeschi, perché Marek è proprio iconico. Cioè Marek è come il cappello di Indiana Jones, tu lo vedi l'ombra e sai che Indiana Jones non hai bisogno di vedere gli occhi, eccetera. È vero. Non sto parlando che è il più giovane, perché non è paragonabile a Messi e Ronaldo, però è intanto un giocatore facilmente riconoscibile, oltre che comunque, insomma, uno che ha fatto più di 120-121 gol, no? Nel Napoli, il record di presenze del Napoli. Il Napoli ha avuto un giocatore carismatico, estremamente fotogenico e telegenico, come Pepe Reina, molto amato dal popolo femminile. Per un uomo di cima come De Laurentiis, sto parlando di soldi adesso, di marketing, ragazzi, non sto parlando di calcio. Poi dice: era un citofono, non c'è nessuno. È un grave danno, perché Pepe Reina è uno che sbuca lo schermo, incredibile. Cioè è nato per il carisma. Una volta Anna Trieste giocava con una maglia gialla, Pepe Reina, sai che facevo quei tweet e scrisse una cosa che con una maglia gialla illuminava un quartiere intero, per farvi vedere, a parte che Anna Trieste è una forza della natura, cioè proprio eccezionale, però vedete il punto di vista femminile quanto è importante, cioè comunque sono il 53% della popolazione, non dimentichiamocelo. Come è stato sfruttato con i diritti di immagine? Pochissimo. Oggi c'era il Pocio Lavezzi, ma il Pocio Lavezzi, ragazzi, io non ho già fatto troppi favori a De Laurentiis, cioè, c'aveva idee, perché Pocio Lavezzi funambolico, non è iconico come Marek, e non ve li nomino tutto. Tu hai avuto Higuain, che è l'unica cosa che è il traditore, ma non ci siamo sfruttati 36 gol, porca miseria, quindi si deve fare di più, di fare di più. Valerio faceva notare subito, e chiudiamolo perché sennò ne facciamo notte, che sa quanto è importante la comunità di Lozano, uno spreco enorme, perché tu mamma mia, è un giocatore seguitissimo, come abbiamo visto che ci sono ancora dei georgiani affezionati a Napoli, nonostante qui stia andando a mostrare il suo talento ai parigini e si è portato una parte della comunità. Quindi sì, si deve fare di più. Si è fatto sicuramente meglio in queste due ultime magliette, che sono state molto molto belle, decisamente più curate, molto bene.
Però si deve fare di più dei risultati, Ci si deve fare di più aggiunge per Kim costruire una Min-jae per l'altro. mitologia. Chiaro, è vero, è verissimo, anche Sì, per ma ho detto, l'altro. chiedo scusa a qualunque calciatore del Napoli che non vi sto nominando, non perché siete meno importanti, se no faccio l'elenco alla Salvini, solo per questo. Quindi siete nominati umanamente, perché non possiamo fare una puntata su quello. Però ho detto, bisogna costruire una mitologia. Qual è la nostra mitologia? Insultarli. Bellissimo. Mi affido a Mario, di cui mi fido al 100%. Tra l'altro mi ha mandato lo screen, ma non c'era bisogno. Giusto per correggere le fake news, gli ho mandato lo screen, era stagione 57-57, quindi quello che ci riportava che il Napoli non l'aveva mai fatto nella storia, 56-57 o 57-58, il Napoli aveva già una volta mai perso contro le famose tre sorelle. Quindi, grazie a Mario. E quindi noi stiamo un pochino sempre più avanti rispetto agli altri. C'è un po' di frettolosità quando devono dare le cose. Tu non devi far divertire gli sciacalli, vanno dopo come... No. Non sono Va ancora bene. morto. Non ho capito? No, diciamo, non sono ancora morti. Quelli poi agiscono quando proprio sulla carcassa del... Allora, No, perché Inter... Giovanni si è molto arrabbiato. Io non mi beh. arrabbio mai. E che No, questa presa in prestito, lui non sa quante ne hanno fatte. Ha detto, vabbè, a me dispiace. Ma è quella che fece soffrire di più, non perché Valerio non gli vogliamo bene, è quella che fu fatta ai danni di Tore per la maglietta. Mamma mia. Fu una cosa proprio di bassissimo livello giornalistico. Perché proprio, te la ricordi tu, presero proprio la sua maglietta, tolsero... Mamma mia, che cosa brutta. Capita. Ciao Vale, un saluto anche a Guido. Si è parlato della differenza abissale tra i titolari e la panchina. Un pochino ne abbiamo Però non è un accennato. argomento nuovo ormai, nel senso... dobbiamo ancora aspettare che... No, ma Rafa Marin non è vero, lo stiamo aspettando. Ormai ragazzi, negli ultimi 8 partite le devi vincere, quindi non puoi fare esperimenti, anzi gli esperimenti sei costretto a farli per Per gli gli imprevisti. infortuni. Senza dubbio. Quando entra Juan Jesus è evidente, no? Mi riporta a quel discorso che fece anche lui, disse o Conte mi allunga la carriera o me la fa finire qua, no? Però vedi, Juan Jesus non ha perso la testa, no? C'è stato un momento dove lui è stato inquadrato, probabilmente tu durante gli allenamenti, poi gli allenatori sono loro, li vedono tutti i giorni, ci parlano, li osservano. Detto, tu quando il gioco si fa duro ti fidi di chi ti vuoi fidare tu, lì non puoi sindacare su queste cose, lo so, lo fanno in tanti, quello non è buono, quello non è buono, però mi sembrerebbe un gesto veramente sciocco, perché detto, nessuno di noi ha un solo minuto sul campo, non gli stessi minuti sul campo di allenamento di Antonio Conte e il suo staff. Come ci permettiamo di poter sindacare su certe cose? Noi possiamo valutare la prestazione, i movimenti in campo, le novità, la sbavatura, anche il fatto che un giocatore possa sbagliare uno stop, un passaggio lì, ma non la ragione, o meglio, della scelta, scusa, perché la scelta dice io avrei fatto quello, sì, come no, sono più preciso, così secondo me è più corretto. Le ragioni delle scelte, ma ci sono delle ragioni per cui Conte fa quelle scelte, mica è un pazzo, e le farà perché ha degli elementi che gli fanno pensare che è meglio quello piuttosto che un'altra cosa, come disse lui. Nessuno di noi, ma anche quelli che hanno detto ha detto questo, si sono riuniti al centrocampo, hanno fatto il fioretto, chiacchiere. Io per questo ho fatto la riflessione che piaccia o non piaccia, se non fosse stato Conte, qualunque altro allenatore sarebbe stato massacrato dopo le 7 partite senza vittoria, insomma quante ne sono state, e non ci saremmo fidati di nessuna spiegazione, lo avremmo attaccato, immagino un Guarda, italiano. Vale, un tempo, adesso non si possono usare più determinate espressioni, alcune per queste politiche assurde, politicamente corretto, scusate la ripetizione delle parole, altre perché sono cambiate le cose. Tipo, non puoi dire più il calcio non è uno sport per signorili, perché nel frattempo, da quando ero piccolo io, adesso esiste il calcio femminile, che ha anche un suo percorso in crescita, no?
Quindi, per esempio, un'espressione, a parte sessista, ma assolutamente anacronistica, perché prima le donne non giocavano a pallone, adesso giocano, ci sono anche i campionati del mondo, eccetera, eccetera, buttandolo sul ridere. L'altra espressione che puoi dire, e secondo me già non si può dire più, ed è motivo di riflessione, no? È che un campionato di calcio, noi stiamo parlando del campionato di calcio di Serie A, quindi la massima serie, e tra l'altro di una squadra che sta provando a fare lo sgambetto, no? Vincere uno scudetto difficilissimo sulla corazzata Inter, non può fare esperimenti, non è la scuola di calcetto, dove dobbiamo far giocare tutti. E perché ho detto le cose sono cambiate? Perché no, a 4 anni a scuola di calcetto non fanno giocare tutti, già li fanno fare gli uno contro uno, chi sono i più bravi, cioè. Quindi già a 4 anni, Valerio, non si fanno giocare tutti i bambini allo stesso modo. Quindi figurati, in campionato di Serie A, 8 giornate dal termine, a 3 punti di distanza, che sono pochi, o forse tanti, perché comunque deve inciampare l'altra squadra, non è automatico. Se tu dici, no vabbè, ma devono giocare un po' tutti, distribuiamo i minuti, cioè, non lo fanno i bambini, lo fa Conte. Conte vuole vincere ed è tra l'altro anche legittimato a voler vincere, perché lui è Juventino Doc, vince quella, quando c'era una sola Juve, non 3, vince l'unica cosa che conta. In questo caso lui che conta e che Conte. Si lega al discorso dell'anacronismo che Valentina dice: con tutto il rispetto, le signorine giocano con le fronti spaccate, mentre il calcio che vediamo qua dei maschietti si cade per una mano in petto e fanno simulazioni sì. senza precedenti. Infatti è un'espressione che io non amavo quando giocavo. Pure squadra infatti femmina, trovavo ti abbastanza ricordi? Si sciocco. diceva l'Italia è una squadra femmina. Sì. Tra l'altro lo diceva anche uno dei più grandi giornalisti sportivi. Come cambiano le cose, no? Perché poi il linguaggio, se vuoi, no? Vabbè, chiudiamo parentesi. Però ho detto, pensate, un'espressione che, sì, lo diceva, non c'è più una penna storica famosissima, però ho detto, non è il calcetto, ragazzi, che devono giocare tutti. Tra l'altro, comunque, nel principio generale sportivo, qual è? Che tu devi competere al massimo delle tue potenzialità. Ovviamente il Venezia compete al massimo delle potenzialità. Quindi teoricamente dici io provo a mettere in campo la formazione migliore. Domanda di Fabio, fammi fare questa domanda a Guido. Ho visto un Inzaghi stasera molto nervoso, infatti è stato espulso, può essere un sintomo di un sentore di calo della sua squadra? Lui è molto nervoso perché da parecchio Conte, tempo. Sì, Conte non ha nulla da perdere. A questo punto io spero, per una questione proprio anche del campionato che ha fatto il Napoli, che almeno al secondo posto ci arrivi, perché è giusto proprio come riconoscimento di una stagione dove hai fatto per gran parte il percorso da primo in classifica, ora sei secondo, non sarebbe simpatico scendere sotto il secondo posto. Però diciamo non si partiva con nessuno, a parte qualche dichiarazione di facciata stupida. L'Inter ha una rosa ampissima, Marotta, fondi che non si capiscono, grande esperienza, ha fatto una finale di Champions, neo vincitore del campionato con 94 punti. L'ho sempre detto, io vabbè, giocava al 98%, numero buttato così, ho detto lo vince l'Inter, lo può solo perdere, se lo perde possono stare agguattate lì la Juve e l'Atalanta, ma io vi ho sempre detto all'Atalanta non ci credo, gli mancherà sempre qualche punto per fare quel passo. Vincere lo scudetto non è facile, devi fare veramente tanti punti, e sono quei punti in più in quelle partite decisive, non solo non perderle quasi nessuno con le altre 13, ma e vincere una partita in più con il Napoli, e l'Atalanta ha fatto una vinta e una persa, quindi è normale, perché se l'Inter non lo vincesse sarebbe non bene per lui, no? Quindi ha una pressione, però insomma sono nettamente in vantaggio. Conte sa che può fare il colpaccio e sarebbe un colpaccio proprio leggendario, perché è diverso, non è paragonabile a quello del Chelsea, eccetera, perché la rosa del Napoli è una rosa che ha delle lacune e che è stata completata in forte ritardo,
e che è stata fortemente smembrata. Completata in ritardo e poi a smembrata. gennaio. Dai, no, ti eri bloccato. Cioè, insomma, Okafor segnerà il gol scudetto. Per ora vediamo quanti minuti ha fatto. Ha fatto più gol Elmas di Neres, non di Okafor, di Neres, con molti meno minuti in Serie A. Aiutatemi. Il calcio femminile ha tanta dignità. Tra l'altro, Guido, io ho ascoltato l'intervento e là mi sono spiegato il perché il Napoli non ha una squadra femminile. Lo possiamo dire con certezza adesso, perché De Laurentiis l'ha detto. Ha detto: voi avete fatto un errore di aver fatto diventare il calcio femminile professionistico e sono aumentati i costi. Quindi è lì che De Laurentiis ci spiega il perché lui non ha mai voluto fare una squadra femminile, e quando la vuole fare, nel senso che la butta lì, quando apre una parentesi, dice: ragazzi, devono fare un quarto d'ora e un quarto d'ora, e così le mamme, le figlie, le mogli, cioè il calcio femminile per De Laurentiis lo devono guardare solamente le donne, e non ha tanto senso. Guarda, questa è una caduta di stile grave, e ti fa capire che le cose in cinema mi ha aiutato molto, ed è grave che De Laurentiis dica certe cose. In due cose mi ha aiutato il cinema. La prima, sono diventato ancora più disciplinato di quanto non potessi diventare, perché anche se le persone pensano: vabbè, ma tu parli di cose effimere, eccetera, però hai talmente tante scadenze che tu sai, il film esce quel giorno, non mi faccio l'elenco. La seconda, ti amplia la visione, non parlo di immaginario collettivo di fase, nel senso proprio enormemente, perché intanto vivi molte esperienze. Perché vi dico questo? Manco fa la posta, ha un corso di aggiornamento dell'ordine dei giornalisti, e c'era una rappresentante del consiglio, fece una lezione deontologica, quindi erano crediti deontologici, sono quelli più importanti, su questo argomento. Ed è un argomento molto sensibile, il fatto che lo sport femminile e molti sport femminili ancora non sono professionisti, sono diventati professionisti con colpevole ritardo. E per loro è un'onta, cioè pensate che la Pellegrini, stiamo parlando di, non so se è la più importante campionessa del nuoto italiano, perché io non amo gli assoluti, però sicuramente una delle più importanti di tutta la storia del nuoto italiano, ha iniziato la carriera non da professionista. Andate a vedere quando, cioè, tranne il tennis che divenne professionista, la WTA, la lega femminile, l'anno dopo, e ha avuto tra l'altro grandi giocatrici, rappresentanti sindacali, la Nana Tirova, la Steffi Graf sindacò il stesso montepremi tra uomini e donne come premi del tennis. E questa cosa per loro è una cosa grave, perché significa avere anche assicurazioni diverse, oltre a situazioni contributive diverse, responsabilità diverse. Allora vedete, per le donne era un'ingiustizia, secondo me è vero, è un'ingiustizia, cioè non ho capito. Va bene che io posso essere più alto e più forte, però tu hai gli stessi rischi miei giocando, perché devi essere considerato inferiore a me? Io su quello davo totalmente ragione. E per loro, ho detto, era grave questo fatto che per anni loro non erano professionisti. Per Laurenti dice: vedete, loro hanno sbagliato a diventare professionisti. È il rovescio della medaglia, però secondo me è una visione troppo ristretta della vita, perché solo dal tuo punto di vista, senti anche loro, dal loro punto di vista gli girano un po' le scatole, che sono considerate sempre meno, sempre meno, sempre meno. Questo corso fu molto utile, a parte insomma le parole che vengono usate nel linguaggio giornalistico. Tra l'altro ci fu uno degli esempi, un noto collega juventino che è stato radiato, no? Perché ne ha dette di tutte, che continua a sproloquiare, è stato proprio radiato lui dall'albo dei giornalisti, grandi personaggi dello sport. Insomma, nella vita bisogna avere cercare di avere un orizzonte più ampio possibile. Non è facile, però cercare ogni giorno di dire: io oggi ce l'avevo di 15 gradi, vado a letto che sono 15 e mezzo, forse un giorno arriverò a 30, poi arriverò a 90, però un solo grado secondo me è troppo miope. Ci sta. Guido, guardiamo un attimo al futuro per sì. salutarci. Sì. Per salutarci, quindi secondo voi a Bologna 3-5-2? Scherzi a parte, occhio agli esterni, che Orsolini sta in grazia di Dio, quindi a prescindere avrei messo Olivera anche senza l'infortunio di Spina. Dobbiamo vedere come sta Lobotka. Bravo,
Cioè, E ha parlato di crampi Conte, quindi speriamo che non ci sia nient'altro dietro. intanto abbiamo visto poi, insomma, con tutte le hitmap, le analisi capillari di Valerio, che sono sempre moduli o sistemi di gioco un po' mascherati, che cambiano. Tra l'altro oggi avete visto, non c'è tutto, ho detto 4-4-2. Il Napoli è passato a 4-4-2, mi sembra, verso la fine della partita. 5-4-1, lui urlava, a un certo punto ha urlato non a 6, cioè perché Sì, forse era Mazzocchi che doveva stava essere troppo 4, basso. poi a volte si indietreggiavano 5. Bisogna vedere come stanno certi giocatori, come questa settimana quanto recupera Zambo. Potrebbe, però non lo so. Non lo so se torniamo a quel 4-4-3 che ci ha fatto fare quel filotto di partite o ancora presto. Abbiamo visto oggi per esempio Neres, alcune cose buone, perché lo sappiamo che lui quando ha lo strappo ti dà metri, e alcune cose meno buone, è rientrato con fatica, no? Non lo so, sinceramente Valerio, perché tanto fortunatamente non sono 7 giorni e l'ottimana si FIPO, non è la settimana, perché no, mi sembra giochiamo lunedì o sbaglio? Si gioca di lunedì, vero? Vedi. Le prossime 2 sono di lunedì. Sì, questo... Facendo un macello con tutti i calendari miei, tutte le cose, veramente un macello però. Beh, diciamo, io mi sono trovato bene oggi perché avevo serate gli altri, se no ieri non ci siamo visti e manco venerdì. Tra l'altro ringrazio Giovanni che mi ha scritto, ma tutto a posto, Guido, sei sparito? No, sono incasinato. No, lunedì non mi farò mettere nulla, perché insomma, e qua c'è da soffrire. Loro dice ama faticare, noi invece possiamo solo soffrire davanti Tra l'altro lancio uno spunto, però non, lo dico senza esserne sicuro. Quando ci siamo un po' lamentati, ma perché poi il Napoli sempre a mezzogiorno e mezza? Ci sono delle logiche che ho ascoltato molto approfondite. È un macello fare i calendari con le logiche della pay-per-view, insomma, di DAZN e di Sky. Penso che però purtroppo chi è causa del suo mal pianga se stesso, perché non essendo mai andato in Coppa, poi sei l'ultima ruota del carro perché devono loro organizzare la distanza tra una partita e l'altra con la Coppa. Se tu non hai le Coppe, hai meno voce in capitolo. Questo lo dico senza averla approfondita la cosa. No, qua ti posso venire in aiuto io. Perché le amiche Bellini e gli amici Bellini sanno che io sono un noto non complottista, per dire. Uno che segue la logica deduttiva non potrà mai essere. Ci sono dei parametri impostati, cioè che tutte le squadre devono giocare almeno un tot partite a quell'ora, quindi non è colpa del Napoli, lo stanno vessando, non può fare 0 partite alle 12:30, perché sarebbe favorito. Ok. Quindi non state a sentire determinati colleghi, non c'è in questo il completo. Dov'è il fatto? Poi non è detto, perché ci sono, come dice Valerio, poi tu non sai se il Bologna si qualifica o non qualifica la Coppa Italia. È che è preferibile giocare in un certo periodo dell'anno, perché a fine campionato, è vero, tu vuoi far sentire il tuo peso specifico e giocare diciamo quantomeno in serale alle 18, no? Tu pensa a farsi alle 12:30 ad agosto o con i primi caldi di maggio, non è la stessa cosa che giocare con bel clima alle 8:30, 8:40. Quello poi lì però ci sono tutta una serie di parametri. Poi ci sono una serie di parametri che cambiano nel corso degli anni, perché e quest'anno il Napoli non rientrava in certi parametri. Vi ricordate quando De Laurentiis sbottò, che poi cambiò, quella che se ne scappò sul motorino, no? Perché diceva non è giusto che tu hai determinati scontri diretti subito prima o dopo di una Champions League. Poi cambiarono, perché nel computer vengono messe delle cose, che tu non puoi giocare 3 partite in casa di seguito, per dire. Prima in un campionato giocavi una sola volta 2 partite in casa e 2 in trasferta. Quest'anno abbiamo visto che sono cambiati, perciò se qualcuno dice Guido non è vero, cambiano. Quindi vengono impostati dei parametri nel calcolatore elettronico, nella composizione del calendario. Nella composizione del calendario, non negli orari televisivi. Lì entrano altri parametri che poi cambiano, dove comunque devi rispettare, cioè ripeto, una squadra non può giocare tutte le partite alle 12:30, sarebbe
impossibile, è vietato, come non può giocare né zero, perché cambiano in base anche alla stagione che tu stai facendo. Le squadre italiane vengono eliminate tutte al primo turno in Coppa, le situazioni cambiano, avrebbero recuperato prima la partita con la Fiorentina, Milan-Bologna, sono andate avanti e dovuto... Quindi quando vengono composti i calendari, per esempio, delle domande che i colleghi potrebbero fare, ci dite prima che ci sia la formulazione dei calendari quest'anno quali sono stati i parametri che vengono impostati al computer. Vi sto facendo un regalo, colleghi, è una domanda, sarebbe carino, così gli amici bellini diventano sempre più colti e consapevoli, e i complottisti via, diventano sempre più isolati. Troppi regali faccio. Troppi regali. Guido, io ti ringrazio infinitamente. Prego. Ti abbraccio e ci aggiorniamo. Io sono latitante, ma mercoledì ho promesso, infatti, a parte che c'è una promessa adesso che mantengo, però vi anticipo, mercoledì vado a registrare uno speciale dal mio amico musicista, che poi vi pubblicherò sul canale. Sì, che purtroppo no, una volta che stiamo dal vivo faremo uno speciale dal vivo, voce narrante e Valerio alla chitarra, vi faremo una volta che ci incontriamo faremo questo regalo, anche di... per ora si chiama Ho visto cose, una cosa che ho scritto per Valerio, una cosa segreta dedicata alla sua vita, come si chiama? Che sarà Ho visto cose, ma questo in futuro. Per ora ci sarà questo piccolissimo speciale con questo mio amico musicista. Un abbraccio alle amiche belline, amici bellini, a Valerio, Angela, tanti auguri. Un abbraccio a Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile piano sequenza, e ci darà altri spunti, altre cose. Angela, allora, dammi un secondo, perché altrimenti non devo riuscire a farlo. Ci tengo moltissimo. Datemi il tempo, sentite, perché magari qualcuno non l'ha sentito. Messico. Stai fermo, ferma. Basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni di musica nelle vene, ma si sa che non insegni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà LA o Miami, non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere non so duro. L'intuizione del 9 con i piedi del 10, ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci e per bacco e per vinci, ci pensi e rifletti, in effetti non è il gol che tu aspetti, a mischiare le carte è il percorso del fluido e suonare ne è solo una parte, come a Messico 86. E poi il famoso ritornello ve lo sentite un'altra volta. Allora mi dovete sentire se si sente, perché non sono collegato. Quindi entra dalle casse nel microfono. Quindi se mi dite che si sente, Angioletta, non si vede, ma non ha importanza che si veda. Si sente, a posto. Ok. Mo Angela, tu posso mai fare tanti auguri a te, tanti auguri a... No, ti faccio una suonata.
Pure un leggero chorus naturale, perché questo basso non lo uso mai. Auguri Angela, un abbraccio a tutti, la sigla e poi ci vediamo domani. Tra un poco posto pure la reaction per gli abbonati, poi early access ovviamente. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Dai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare. Giustamente si sentiva un po' basso. È giusto che sia il basso si sente.